Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, grazie di aver accolto questo invito ad una riflessione che con la professoressa Slepoi, che ringrazio di cuore per la sua autorevole presenza oggi con noi, per donarci del tempo. Il dono è un concetto che credo oggi dovremmo rileggere compiutamente, anche parlando a voi che siete principalmente amministratori locali, e stavamo scorrendo le presenze e le prenotazioni. Noi ad un certo punto abbiamo dovuto, per capienza di sala, bloccare le iscrizioni, ma i primi ad aderire, questo è il primo senso che vi restituisco, sono le piccole comunità. Stavamo scorrendo per vedere quali dei grandi comuni. C'è Treviso, ma le altre città capoluogo sono assenti. Chi c'è laggiù? Belluno c'è, non l'avevo letto. Bene, allora Treviso e Belluno e Verona. Allora mi date conforto, perché mi date grande conforto voi tre, ne mancano 4, perché la sensibilità della conoscenza del territorio parte certamente dalle comunità. Allora, perché abbiamo voluto provare a dare delle informazioni, delle istruzioni per l'uso, poi meglio di me la professoressa Slepoi potrà dire, perché proprio con lei da tanti anni ci interroghiamo sul tema dell'affettività. Spesso quando trattiamo di affettività va la nostra mente, almeno per me, alle scuole. Io sono l'assessore all'istruzione. Ma stiamo scaricando sulle scuole, qui c'è anche qualche amministratore, educatore, docente, scarichiamo sulle scuole la pluralità dei conflitti. E ogni volta che c'è un fatto di cronaca, la domanda è: ma non se ne sono accorti a scuola? Certamente dobbiamo aiutare le scuole, certamente dobbiamo aiutare i docenti, perché lì passano larga parte del tempo i nostri figli. E noi siamo così convinti che tutto parta dalla educazione che siamo qui a ragionare di questo. Dicevo, da tanto tempo Vera Slepoi, che mi grazia della sua amicizia sincera, anche dei suoi consigli, alle volte dei suoi richiami. Quando mi chiama, mi richiama a maggiore coraggio nell'affrontare questi temi. Perché poi da assessore regionale possiamo, e lo dico a degli amministratori, dire: ma sono assessore, sono sindaco, mica compete a me questa cosa, del tema dell'affettività, dell'educazione. In fondo c'è la famiglia, dovrebbe esserci, c'è la scuola, ma noi cosa possiamo fare? Ecco, a questa domanda, noi cosa possiamo fare, oggi proveremo a darvi, non io, certo che no, io ascolterò e cercherò di tradurre poi i suggerimenti dopo le accurate riflessioni e anche l'aiuto alla comprensione di questa complessità che Vera Slepoi ci darà. Vera è lei che mi ha detto: parliamo agli amministratori, e guardate che anche a me non era venuto in mente, però in effetti, in particolare le piccole comunità, quindi so quanto è più difficile per una grande città, che sappiamo avere maggiore complessità quando deve guardare ai propri cittadini. In un comune, io abito a Pova del Grappa, ci conosciamo più o meno tutti, e in quel conoscersi più o meno tutti però è capitato anche a me, nella mia via, un omicidio violento ci ha lasciato esterrefatti. Incomprensibile per me che a pochi metri da casa mia, nella bellissima Pova del Grappa, nella pace del mondo sotto il Monte Grappa, un uomo decidesse di uccidere a martellate sua moglie l'anno scorso. È più difficile per una città che oggi è spersonalizzata, a tratti non ci si conosce dentro i condomini, quindi è molto più difficile, ma è difficile per tutti provare a comprendere. Possiamo fare qualche cosa? Beh, intanto comprendere ci aiuta a non essere disorientati e sconvolti quando ti capita una cosa del genere. Essere aiutati da
una persona così esperta, dire professionista è brutto, ma è una persona molto esperta, molto attenta, molto sensibile, molto acuta, sono giudizi che non do io sola ovviamente, è per me un grande senso di gratitudine nei confronti di Vera Slepoi. Io chiudo perché lascerò a lei tutto lo spazio e il mio personale ascolto, perché poi ciascuno di noi è chiamato a comprendere che cosa poter fare, cioè dopo provare la comprensione così complessa di questo strano, drammatico fenomeno che ci ha colpito e di solito ci sciocca a fronte di un fatto di cronaca, ma è latente, silente, presente nella quotidianità. Allora grazie Vera per il tuo tempo prezioso, per gestire l'agenda di Vera Slepoi, fidatevi, è stato complicato, però lei ama molto la nostra terra, la nostra gente e soprattutto mi ha sempre provato a dare una mano e io solo per questo le dico grazie. Beh, penso che l'applauso era anche per te. Beh, intanto il mio intervento era a titolo gratuito e ci ho pensato perché è importante dirlo, cioè nel senso che sono qui esclusivamente per non solo amore per il Veneto ma anche un po' il Friuli, però la residenza a Milano, cioè questo è stato un atto di sconforto verso la città dove comunque dormo, che è Padova, e mi dispiace che Padova non sia presente, però bisogna avere anche il coraggio di dire le cose, siccome proprio a Padova sono successi 2 o 3 situazioni molto gravi con l'episodio delle baby gang e della violenza tra minori su minori, mi sarei aspettata che ci fosse una sensibilità che non è solo costruire cose, ma è anche costruire relazioni e una salute dei propri cittadini. Io sono stata un assessore provinciale dal 99 al 2004 con la giunta Casarin e quindi sono stata assessore provinciale alla cultura, ai servizi sociali e poi quant'altro, quindi ho imparato un po', provenendo dalla società cosiddetta civile, che cos'è il vostro ruolo, è molto complesso però è anche molto soggettivo, cioè alla fine sono i sindaci, gli assessori, le giunte che decidono e scelgono. Tutto nasce, questo incontro di oggi, che l'assessore Donazzan aveva già cercato comunque di mettere in atto qualche anno fa, quando è uscito uno dei miei libri, La psicologia dell'amore. Tenete presente che io l'ultima cosa che pensavo nella mia carriera professionale era di diventare un esperto dell'amore e dei sentimenti, lungi da me, però le cose sono andate così, con dei saggi che la Mondadori ha voluto, essendo stato un loro autore per tanti anni. Ecco, quindi arriva la vicenda Cecchettin, su cui poi parleremo 2 minuti, ma il mio intervento non è di tipo cronaca, cioè non è che io in questa idea formulata assieme all'assessore Donazzan, diciamo, avevo come obiettivo, è la semplice riflessione che alla fine emozione e grande evento Cecchettin, chiamiamolo così, iniziano i soliti discorsi. Bisogna fare l'educazione alla affettività, bisogna creare, no, il patriarcato, eccetera. Sono tutti elementi emotivi che coinvolgono indubbiamente la sensibilità di un paese che comunque ha vissuto per una settimana dentro questa grande tragedia, che però sembrava quasi un film, diciamo, terrifico, senza però comprendere quello che vuol dire, che cosa vuol dire sentimento, che cos'è un sentimento, che cos'è l'affettività, perché si arriva a uccidere ciò che apparentemente si ama, eccetera, eccetera. E in quel momento in cui c'era un'enfasi, l'ennesima enfasi che già con Donazzan avevamo toccato comunque anni prima, tentando anche di fare qualche cosa, coinvolta era anche l'Università di Padova, insomma avevamo fatto un progetto proprio su questo, parliamo di 5, 6, 7 anni fa,
e esce nuovamente il problema dell'educazione affettiva. Se i sindaci, perché poi i sindaci e gli assessori vengono coinvolti a fare progetti, anzi c'è una sorta di frenesia emotiva di carattere riparativo, che è un classico del nostro paese, dove prima di decidere qualche cosa si pensa già all'esecuzione senza aver compreso i contenuti e di cosa stiamo parlando. Quindi con Donazzani dico, ma scusa, ho detto, bisogna educare i sindaci e gli assessori, educare nel senso che cerchiamo di far capire che cos'è esattamente un meccanismo affettivo, che cosa può portare poi a una deriva chiaramente violenta, che cos'è questo mondo. Perché se ci sono, se c'è questa possibilità, e che io riesca oggi, non è detto che ci riesca, bisogna sempre volare basso, a dirvi e a farvi tornare a casa dove vi è chiaro alcune cose, sono sicura che le decisioni che voi prenderete in ambito istituzionale saranno perlomeno un po' più chiare, perché educare all'affettività è estremamente utopico. Chi educhi? Chi educhi? L'insegnante? Educhi il parroco del paese? Educhi il genitore, dove ci infiliamo in un ambito estremamente complesso, perché la famiglia è un luogo che ha una sua autonomia. Quindi prima di parlare di educazione all'affettività, cerchiamo di capire che cos'è, perché così vi è chiaro che se si vuole poi produrre un risultato, vi verrà magari qualche idea in più per gestire le vostre comunità. Mi fa molto piacere avere i piccoli comuni, perché i piccoli comuni possono essere un grande volano, perlomeno un ambito esperienziale che magari tra un anno, 2, potrete fare i conti se siete riusciti a portare a casa qualche cosa che vi faccia capire che cosa nel vostro territorio succede dal punto di vista emotivo, sociale, soprattutto nelle nuove generazioni, perché il caso Cecchettin è andato fuori dentro ogni regola del femminicidio, perché erano 2 ragazzi giovani, facevano l'università, appartenevano a 2 nuclei sociali tutto sommato, tra virgolette, assolutamente il concetto di norma, ma qui non è che possiamo fare filosofia, perché se ci mettiamo a discutere che cos'è il concetto di norma ci vediamo tra un paio d'anni e continueremo, no? Diventate un happening accademico. Quindi il caso dei femminicidi va a toccare chiaramente un delitto che entra all'interno di una dimensione affettiva, apparentemente affettiva, emotiva, l'amore, la separazione, no? La ferita narcisistica, possiamo metterci tutta una serie di cose, però di fatto il femminicidio andrebbe comunque circoscritto dentro una difficoltà del soggetto che decide la morte, perché attenzione, lo stalker è un comportamento ossessivo, compulsivo, quindi entriamo dentro un'incapacità di gestione emotiva e dentro una fissazione, mentre il femminicidio è l'atto compiuto di questa ossessione, cioè uccidere, eliminare il contesto che è il luogo del dolore per il soggetto che prova questi sentimenti, è l'uccisione e l'eliminazione. Se ci si chiede come mai si eliminano i figli e si elimina tutto il nucleo familiare, perché tutto il nucleo non è, guardate che non è un problema del sentimento, è un problema di eliminazione di quello che ha generato un sentimento negativo, ossessivo e doloroso. Questo bisogna essere un po' cauti nel dirlo, perché altrimenti entriamo nei meccanismi del diritto e della legge che prende e ti dice bene, allora siccome c'è un problema patologico il soggetto non può essere giudicato. Anche qui il nostro è un paese folle, veramente folle, perché non è possibile che se c'è un problema mentale questo ti autorizza a uscire dalle norme comunque di controllo, no? Cioè la legge 180 ha fatto i suoi danni. Io appartengo, mi sono laureata nel 77, la legge 180 del 78, noi primi laureati, primi studenti di psicologia,
ci mandavano a Trieste, dove chiaramente c'erano le esperienze su una visione, visionario, però comunque interessante a quei tempi, tanti anni fa, della percezione della malattia nervosa mentale. Oggi nessuno si occupa delle malattie nervose mentali, nel senso che il paradosso è che oggi l'unico strumento che c'è in voga è fare i TSO. Allora prendono il soggetto, lo portano, e io ho questi casi purtroppo, quindi li portano, fanno il TSO, lo tengono 15-20 giorni, poi vanno nei centri di igiene mentale dove devono fare la punturina ogni mese, e il soggetto è condannato, cioè nel senso che è un po' come la cura col metadone, cioè non è che tu curi. Quindi la sconfitta sociale, psicologica e culturale è in atto, perché in realtà non vogliamo assolutamente comprendere. Questa è la premessa, poi arrivo all'affettività, state tranquilli, arriveremo diretti anche su darvi questi strumenti, però il problema del rifiuto, del riconoscimento del problema mentale è un problema che è delegato esclusivamente alle famiglie, alle cliniche nervose mentali private, dove qui, caro assessore, ci sarebbe qualcosa da dire, ma tu non sei assessore alla sanità, però quello che avviene in molte cliniche private adesso è una sorta di elettrodi che vengono messi e sotto traccia non si parla di questo, quindi avete un quadro di quello che c'è nel nostro paese, che con la scusa della legge 180 in realtà nessuno sa il destino degli edifici dove c'erano gli ex ospedali psichiatrici che sono stati venduti, monetizzati, cioè Basaglia aveva questo problema della destinazione, ma questo è un tema che in Italia non si può toccare come tanti altri temi, quindi perché poi diventa un tema politico, quindi non si può trattare alcuni temi perché sono dei temi che si appropriano le varie componenti politiche. Quindi generalmente io però, essendo un professionista della mente, le cose vanno dette, perché se parliamo di omicidi, e lo dico in modo chiaro ogni volta che mi trovo in contesti di questo genere, chi uccide ha una struttura mentale ben precisa, non c'è riparazione. Ci può essere una riparazione morale, ma chi uccide? Voi non avete l'idea cosa vuol dire uccidere, cosa vuol dire dare 20 coltellate, 50 coltellate, cioè è un qualche cosa di al di fuori della tendenza che l'umano ha verso l'altro umano. Uccidere non è naturale, è però la produzione di un meccanismo che nella soluzione violenta, nella soluzione della morte, c'è la pacificazione. Per colui che uccide la moglie che se n'è andata e tutta una serie di situazioni, vuol dire chiudere un capitolo e chiudere dentro quel capitolo anche se stessi, ma molte volte è un se stesso che nemmeno esiste, cioè molte volte sono soggetti che non hanno costruito una loro personalità, hanno costruito nella relazione sentimentale, amorosa, coniugale tutta la loro esistenza. E qui possiamo entrare velocemente nel merito di che cos'è. Io ho scritto nel 96, ho portato oggi perché ai tempi capire, questo è il primo libro uscito nel 96 per Mondadori, Capire i sentimenti. Voi siete tutti molto giovani, per cui non c'eravate, o alcuni di voi sì. Questo libro ha avuto molto successo, rieditato da Mondadori 2 anni fa, quindi dopo più di 20 anni viene messo nei bestseller, e questo, se permettete un po' di narcisismo ce l'ho anch'io, mi gratifica, cioè se dopo 20 anni non è andato in macerazione, cosa che tutti i libri fanno questo destino, tu dici beh allora il mio impegno, il cercare di fare un saggio il più corretto possibile sul mondo dei sentimenti, quindi voi capite che avendo fatto un saggio sui sentimenti oggi ci ritroviamo dopo 20 e più anni a parlarne, perché questo è un libro che ha avuto molto successo ma non ha toccato il problema, non è diventato un testo ad esempio per le scuole, non è diventato un testo educativo come sarebbe stato idealmente interessante, però insomma
il problema dei sentimenti, chiaramente iniziamo ad aprire questo capitolo. Per parlare dell'affettività dobbiamo parlare dei sentimenti, perché l'affettività fa parte del mondo dei sentimenti. Però attenzione, il sentimento non è l'amore, non dobbiamo pensare che sia, no? Adesso c'è la faccenda che quando si ama ci devono essere le farfalline. Io questa faccenda delle farfalline lo trovo estremamente singolare. Sì, c'è indubbiamente delle emozioni, no? Che viene simboleggiato nelle farfalline, però non si tratta di sentimento, che l'amore è uno dei sentimenti, tant'è vero che in questo saggio antico, ma diventato anche attuale, io l'avevo diviso creando anche un po' di polemiche con sentimenti positivi e sentimenti negativi. È chiaro che nel mondo squisitamente della psicologia, della psicanalisi, il sentimento negativo deve essere gestito e deve essere preso in considerazione, no? Però non è che il sentimento negativo come l'aggressività, la violenza, l'invidia e tanti altri sentimenti, diciamo, che portano a un dolore, a un malessere e a qualche cosa che nuoce l'altro, tu puoi comunque considerarlo come neutro. Il sentimento positivo ha determinate caratteristiche, il sentimento negativo ne ha altre. Quindi diciamo che l'affettività fa parte invece del nucleo, come dire, la struttura portante del sentimento, dove c'è l'affettività, dove c'è l'amore, dove c'è in qualche modo l'empatia, dove in qualche modo ci sono sensazioni che riguardano l'emozione, perché il mondo dei sentimenti riguarda il sentire, il percepire, il decidere all'interno delle nostre tappe evolutive come dirigere tutto il mondo delle emozioni, quindi tutto il mondo delle sensazioni che noi proviamo. Quindi avete già un quadro che l'affettività si costruisce all'inizio delle tappe evolutive. Quindi voi comprendete bene che tipo di educazione affettiva puoi dare? Non puoi dare nessuna educazione affettiva, oppure puoi decidere di toccare un pezzetto di ciò che riguarda l'educazione affettiva. Quindi il bambino, iniziamo dalla nascita, perché oggi dobbiamo anche capire che i nuovi genitori non hanno cognizione di quelle che sono le tappe evolutive. Nelle generazioni precedenti c'era una costruzione sociale che era molto pragmatica, c'era una divisione dei ruoli molto rigida, c'era l'uomo che usciva di casa e portava a casa il necessario per vivere. Il Veneto, ad esempio, è stata una terra molto povera, dove le donne dovevano anche abbandonare i propri bambini, ma li abbandonavano alla famiglia, erano famiglie allargate. Quindi è chiaro che analizzando questo non dobbiamo dire che quello era meglio dell'oggi, noi dobbiamo gestire e percepire quello che è l'oggi, con una conoscenza però di come siamo arrivati alla costruzione di un certo tipo di famiglia e un certo tipo di relazioni sociali, perché l'affettività inizia nei primi mesi di vita. Quindi voi pensate quanti errori si compiono senza saperlo, per ignoranza, di come si costruisce o avviene una affettività positiva. Avviene nei primi mesi della nascita. Melanie Klein, Anna Freud, per dirvi delle cose un po' colte, no? Io non ho portato, non amo le slide, io cerco di fare in modo che chi mi ascolta gli entri dentro e non guardi, perché se tu guardi non è detto che capisci. Poi noi abbiamo una tendenza rassicurante, cioè di scrivere mentre scriviamo pensiamo di memorizzare, non è così, perché poi chiudi il quaderno e non è detto che vai a fare un ripassino. Quindi io preferisco che 4-5 cose voi ve le portiate a casa bene dentro la vostra testa. Quindi, per dire 2 o 3 nomi importanti, ecco, una cosa che vorrei aggiungere: io non parlo
per quello che è il pensiero di Vera Slepò, io parlo per quello che credo molto nella parte scientifica, nella veridicità di una competenza, non della percezione personale che uno può avere. Quindi quando parlo di tappe evolutive mi riferisco a Piaget, che è stato il più grande conoscitore della psicologia dell'età evolutiva. Se parlo di Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, perché hanno studiato la relazione del bambino con il corpo, il seno materno, l'allattamento, che è un elemento fondamentale. I primi mesi di vita, il bambino vive in chiave puramente pulsionale, che è mangiare, espletare i propri bisogni, eccetera, e dipende totalmente dal corpo della madre o comunque dall'adulto. Quindi pensiamo a cosa vuol dire un bambino che invece vive al di fuori di tutto questo. Il grande tema, che non è risolvibile secondo me, perché l'ho tratto da tanto tempo ma non ho trovato soluzione, perché i contenuti sociali e le regole di vita ci impongono uno stile di vita che non so se potrà essere cambiato, ma dobbiamo pensare che il bambino, quando noi lo mandiamo al nido, compiamo un atto estremamente complesso che si chiama separazione e abbandono. Cioè al bambino di 6 mesi non gli puoi spiegare che la mamma deve andare a lavorare. E vedo invece con grande, come si può dire, non simpatia, però tolleranza alle telefonate che le mamme fanno al bambino che è ancora molto piccolo. Dice: la mamma ti vuole molto bene, guarda che la mamma è lì per ed stai tranquillo che io torno, tutto bene. Il bambino ha magari 1 anno, quindi fa il suo linguaggio, ed è qualcosa di disperato. Io lo trovo disperato, perché dico: ma lo capisce questa mamma che lui non può capirlo? Il bambino inizia a percepire il pensiero astratto, che vuol dire la capacità del bambino di capire che se la mamma è nell'altra stanza non è morta, perché poi torna. Pensiero astratto, non lo dico io, ma la psicologia dell'età evolutiva, quindi vuol dire che hanno studiato, perché la gente non si rende conto. Cioè dice: beh, però lo chiamo, ma poi lì sta al nido, ci sono gli altri bambini. Altro elemento, socializza. La parola chiave drammatica è la socializzazione. La socializzazione avviene dopo i 3 anni, al bambino neonato, al bambino di 1 anno, 2 anni non interessa socializzare, gli interessa capire chi è, gli interessa avere un rapporto con la madre, in particolare non è sostituibile la figura materna, mettiamocelo bene in testa, anche se adesso ci tolgono le identità, per cui non c'è più il maschile e il femminile, c'è una sorta di agglomerato di identitario, però per il bambino neonato ancora è la madre, non è sostituibile da nessuna teoria. Magari la Walt Disney ci dirà tra un po' che non esiste, il bambino non nasce più nemmeno dalla madre, nasce da un'entità cosmica, perché così non abbiamo il genere. Ma ci rendiamo conto che il fatto di eliminare i generi, tu elimini la diversità e non l'accetti. Cioè non è che tu elimini il problema del ragazzino con un handicap perché gli dici che lui è uguale agli altri. Io ho un caso che un avvocato, oltretutto, non dico di dove perché se no viene identificato, che ha acquisito un handicap da ragazzino, non è nato con un handicap. Cioè il nostro caso si è sforzato per tutta la vita di pensare che non ha un handicap e ha rovinato tutta la sua vita rinunciando ad essere aiutato, rinunciando o accumulandosi uno stress enorme di affaticamento per dare un messaggio a se stesso e al mondo esterno che lui non ha questo problema. Vedete che anche eliminare la diversità è un problema, perché vuol dire che tu non la riconosci, e quello che ha la diversità cosa fa? Non avrà nemmeno un ascolto. Quindi, tornando al nostro bambino, il nostro bambino inizia già a costruire un nucleo di affettività, si spera positiva, quando ha un allattamento dove il bambino percepisce, parliamo di corpi
quando abbiamo solo il mondo istintivo, no? Lo vediamo anche nei piccoli animali, no? I nostri animali delle volte percepiscono come stiamo. Il nostro neonato percepisce se è rifiutato o accettato. Pensate che, ad esempio per Winnicott o altri, anche come una madre pulisce il proprio bambino, stabilisce un'accettazione, un rifiuto. Quindi vedete che questo mondo dell'affettività inizia molto presto, quindi già nella prima parte. Che facciamo delle madri che oggi non allattano perché si rovina la parte estetica dei seni? Cosa facciamo? Come possiamo spiegare che si toglie un elemento importante del rapporto madre-bambino? Ormai sono aspetti che non sono recuperabili, attenzione, ci sono aspetti che ci vogliono 200 assessori Donazan, 200, 2000, anzi 2 milioni di sindaci magari attenti per arrivare a modificare. Come si fa a modificare questo concetto che oramai è strisciante del corpo? Perché io scrivo su Diva e Donna, però scrivo perché sono convinta che almeno la mia parte magari può essere interessante. Poi i motivi reali sono non di tipo economico, tranquilli. E l'editore che me l'ha chiesto e quindi ho fatto questa accettazione. Detto ciò, per le madri che leggono o che guardano, vedono i corpi delle gestanti, delle nuove madri perfetti. Cioè partoriscono e dopo una settimana, anzi forse 5 giorni, hanno già un corpo perfetto, mentre in realtà disconosciamo che ci sono, no, che vengono modificate le fotografie, vengono modificate, no? Cioè c'è tutto un mondo mediatico, un mondo estetico. Quindi le madri normali, tra virgolette, pensano che lo sfaldamento del seno, l'uomo poi se ne va, l'uomo se ne va molto prima. E questo lo dico come nel libro che ho fatto dopo, Legami di famiglia, avevo imparato, perché facendo un saggio si deve studiare tanti libri e si impara e si modificano anche aspetti anche culturali della propria formazione. Quindi nella costruzione ad esempio del rapporto, e qui lo dico perché sfaldiamo un altro mito del patriarcato, dell'uomo vessatore, sì, quello c'è per altri motivi, però la storia dell'umanità non è che i maschi siano sempre stati vessatori verso il femminile, assolutamente. Che ci sia una parte nell'antropologia culturale che vi spiega che soprattutto all'inizio della storia dell'umanità, quella organizzata, dove il primitivo inizia a organizzarsi per comunità, eccetera, la figura della materna, della madre, della donna era sacrale, perché il maschio, parlo a livello primordiale, non sapeva di essere parte integrante della riproduzione. Quindi siccome era solo la donna che si autoriproduceva, veniva venerata. Se voi vedete in certi musei antichi, vedete queste grandi figure di madri, no? Enormi, che contengono un po' la nascita, che per l'umanità nella sua storia anche più antica era un evento magico, era un evento sacrale. Cosa succede? Che a un certo punto i maschi nell'evoluzione, magari di millenni, capiscono di essere parte integrante del meccanismo riproduttivo e lì nasce un problema. Uno, perché iniziano a controllare il femminile, mater certa est, il maschio no. Quindi l'ossessione ancora oggi inconsciamente dei maschi è andare a guardare se c'è l'attaccatura del capello uguale a lui, se c'è l'occhietto che è uguale, cioè verificare se effettivamente il figlioletto è suo. Quindi questo è un problema che i maschi hanno, ma è quasi archetipico, ancestrale, non lo puoi assolutamente modificare. Quindi vedete che la nascita comporta, no, volevo precisare che ad un certo punto in alcune comunità ancora oggi, nel passato nasceva il bambino, tutta la comunità andava a salutare
la puerpera, la donna diventata madre con il bambino, portavano doni, eccetera. In certe comunità, nell'evoluzione che vi ho appena descritto, il maschio decide di appropriarsi della maternità, per cui nel letto non c'era più la madre, ma c'era il maschio con il bambino. Questo per dirvi che è molto interessante, e desidero che voi un po' lo percepiate, di non dare per scontato nulla se non si sa la storia evolutiva della famiglia, la storia di come ad esempio il maschio è diventato vessatore, perché soprattutto nell'antichità il problema dell'amore e dei sentimenti noi lo iniziamo a scoprire nell'Ottocento, ma all'inizio c'erano altri meccanismi, che era la sopravvivenza, il dominio e l'eredità, cioè nel senso che le relazioni avvenivano per mantenere gli equilibri, no? Dei comuni, diciamo di quelle che erano le potenze in atto. Quindi vedete che anche il concetto dell'amore inizia ad entrare nel nostro universo successivamente. Quindi tornando al nostro bambino che nasce, che oggi non sempre riesce ad avere il corpo della madre che lo possa aiutare, sostenere e dargli, famoso è per Winnicott ad esempio il seno buono e il seno cattivo, quindi possiamo aggiungere un sacco di cose. Già lì il bambino può sentirsi accettato o rifiutato. Cosa succede ad un certo punto? Che poi nelle tappe evolutive, e riguarda l'affettività, quindi prima il bambino per avere una buona affettività dovrebbe vivere in un contesto, diciamo, che lo accetta, che gli fa progredire, che partecipa anche alle sue tappe evolutive. Quando il bambino, ad esempio, lancia gli oggetti, non è un bambino maleducato, magari poveretto c'ha 1 anno, inizia a lanciare, perché per il bambino a quell'età è lanciare per guardare la propria forza, per vedere, lui è molto, se guardate i bambini piccoli, quando iniziano a stare in posizione retta sono orgogliosissimi, si sentono padroni del mondo, certo prima strisciavano, poi finalmente acquisiscono una posizione. Quindi pensate persino che l'affettività c'entra in come noi possiamo partecipare a questi passaggi importanti che noi spesso sottovalutiamo, no? Il passaggio dal dipendere in modo così totale dall'adulto a diventare leggermente autonomi. Ecco, anche in quelle fasi il bambino può acquisire il concetto di autostima, nel senso che noi parliamo di autostima o pensiamo che il problema dell'autostima sia un problema successivo, cioè che avviene quando si va a scuola o quando comunque si fa uno sport o si ha una relazione sentimentale. In realtà non è così. L'autostima vuol dire avere una percezione di sé. Nei femminicidi, se si va ad analizzare, non c'è un'identità chiara, nel senso che se voi guardate sono soggetti che costruiscono nella relazione coniugale o sentimentale tutta la loro vita, perché si dà un messaggio, perché ti chiedono quali sono le cose che possiamo dire alle persone per non incappare nell'amore patologico, allora ti fanno dire non pensare che finché morte non ci separi o senza di te non posso vivere, siano elementi che debbono rassicurare sull'entità amorosa, perché in realtà, visto che mi è toccato scrivere anche la psicologia dell'amore, l'amore non può essere dipendenza nemmeno stato di bisogno, cioè l'amore dovrebbe essere quella parte meravigliosa di conoscenza dell'altro. Si ama, si inizia ad amare precocemente o tardivamente, quando inavvertitamente si rinuncia o si è in grado di rinunciare a se stessi, al mondo diciamo quasi onnipotente di noi stessi, e si ha nell'altro uno stato di necessità o un interesse o una conoscenza. Cioè l'amore è la più grande esperienza di conoscenza dell'altro, è la più alta forma di altruismo che ci sia. Quando è però amore, perché l'amore non è impedire l'altro, anzi le grandi forme d'amore è il piacere del benessere dell'altro, della libertà dell'altro. Grandi opere che io vi invito a leggere se non le conoscete già, che Akhmatova, grande poetessa russa, o Paul Éluard,
che vi parlano degli amori non corrisposti o degli amori negati, perché magari l'uomo non c'è più, è morto, è in prigione come per l'Akhmatova, però dove l'amore non necessita di dipendenza. Mentre oggi noi abbiamo forme di amore esclusivamente dentro la dipendenza, dentro l'ossessione di controllare l'altro, controllare se stessi. Quindi qui apriamo un capitolo enorme, quindi capite che per parlare di femminicidio abbiamo una montagna da scalare, da capire, quindi è anche comprensibile che fare educazione affettiva cosa, dove, chi educhi, decidiamolo, alla fine lo deciderete perché qualche cosa dovrete fare. Avete grandi strumenti che sono le comunità, capire i quartieri, le zone, c'è il malessere, lo si vede, non necessariamente nella scuola, ma da una cultura che non sia ossessivamente chiusa, diciamo difensiva verso l'esterno. Bisogna imparare a dare una certa libertà, che in una comunità si possa dire che le cose non vanno bene, si possa dire che quella famiglia e quella coppia è isolata, perché se notate sono tutte situazioni di isolamento. Poi c'è un'altra forma, poi torno comunque all'evoluzione affettiva perché ci sono ancora altri passi da aggiustare, ad esempio i parenti delle vittime non sanno mai niente, oppure si sapevano ma non sono intervenuti. Ecco, guardate che c'è una cultura e non è solo determinata dai social, perché i social, che io non li condanno, perché secondo me la modernità o l'evoluzione delle civiltà è fatta di cose nuove che però dobbiamo adattare e diventare consapevoli. Se ci si chiude nei social è perché non c'è nulla attorno al soggetto. Se guardate i ragazzini tornano a casa e spesso devono cucinarsi le cose nel microonde, mangiare da McDonald's oppure il panino, ma si può. 1, 2 sono soli durante la giornata, 3 hanno il televisore in camera, 4 si danno gli smartphone e i telefonini e internet già 8 anni, 9 anni, ma non esiste. Ma dove vive un genitore? Che testa ha? Si dà TikTok così, magari ce l'ha la madre, allora la madre dà il telefonino alla bambina che guarda TikTok, poi ti stupisci perché questa inizia ad avere comportamenti strani. Cioè l'educazione vuol dire che ciò che vedi è apprendimento. Se tu lasci che i ragazzini guardino film porno, che è uno dei problemi oramai denunciati da noi, terapeuti, eccetera, si denuncia. Se tocchiamo questo tema, tocchiamo un tema spinosissimo, perché la sessualità oggi negli adolescenti è un dramma, è un problema. Non hanno nemmeno il desiderio, però riproducono quello che vedono, ma lo vedono già a 4-5 anni, perché i telefonini sono ovunque, perché i genitori sono distratti, perché i genitori non sono consapevoli. Io li perdono, perché non ci serve un genitore condannato, però un genitore consapevole che cambi un po' la rotta, sì. Perché l'apprendimento, poi si stupiscono quando il figlio o la figlia si mostrano in determinati modi e improvvisamente il genitore si allarma, ti chiama, si consulta, no? Improvvisamente scopre tutta una serie di cose, ma sono avvenute molto tempo prima. I bambini e gli adolescenti amano i propri genitori, vivono per i propri genitori, adorano i genitori, ma se il genitore non c'è, se il genitore non è in relazione, se il genitore non capisce che è veicolo non tanto di identificazione, ma di farlo stare in una strada, poi lui può cambiare strada, ma tu glielo devi dire, devi dirgli qualche cosa di te. Grande libro di Bruno Bettelheim, grande psicanalista, che però è stato anche, meriterebbe una riflessione solo su di lui, però non c'è il tempo, siamo già a mezzogiorno, ho altri passaggi
Però Bettelheim in genitore quasi perfetto, una volta era edito da Feltrinelli, adesso non so più chi lo edita perché sono vecchi testi, dove la psicologia, la psicoterapia, la psichiatria erano cose serie, erano avvallate da grandi studi, non da sensazioni emotive di proprie teorie che girano per il paese. Diceva un genitore perfetto non esiste, inutile studiare perché adesso le nuove mamme studiano di psicologia, pedagogia, pediatria, studiano, perché quando deve nascere il bambino magari vedi il padre, io ho dei pazienti magari che sono i padri, dicono ma è lì che studia, sa tutto, ma non è una competenza. Cioè Bettelheim ci dice, un genitore perfetto non esiste, esiste il genitore che si assume la responsabilità di un modello, ma tu al figlio glielo devi dire com'è la vita, lo devi accompagnare, non si autogenera, perché oggi c'è il concetto che il bambino si autogenera, si deve scegliere i propri vestitini e te lo dicono pure, lui sceglie tutto da solo. Quanti anni ha? Ha un anno e mezzo, però già sceglie, già sa tutti i canali, al che tu rimani silente perché non è che puoi mettere su, no, non sempre puoi dire la verità, allora cerchi di dire ma guardi che forse il bambino si angoscia di meno se non decide, cioè ricordiamoci che il concetto di libertà ce l'abbiamo noi adulti perché abbiamo acquisito un po' di frustrazioni, ma il bambino a 1 anno a piacere che il genitore gli dica cosa fare, si sente meglio, non è che lo contesta 1 anno, è chiaro che se tu genitore non ci sei e non decidi e non gli dai dei messaggi, è chiaro che l'umano si organizza, perché siamo sopravvissuti, continuiamo e continueremo a sopravvivere, perché la forza vitale superiore a qualsiasi altro principio di morte o di distruzione, anche se siamo un po' circondati da pericolose idee distruttive che mai avremmo pensato, ma paradossalmente avreste mai inneggiato per la guerra? Oggi noi non battiamo un ciglio sulla guerra, eppure siamo circondati, eppure muoiono civili, muoiono migliaia di persone, però viene legittimato dal fatto che bisogna rispondere. Cioè il povero Gandhi si girerebbe su se stesso. L'India, dominata dall'Inghilterra, diventa autonoma senza nessun spargimento di sangue, diventando autonoma coltivando il cotone, di cui era il massimo importatore l'Inghilterra. Cioè, cerchiamo di capire un po' anche la storia. Insomma, l'umanità ce l'ha fatta, però non vogliamo progredire, siamo incapaci di trovare delle soluzioni. Quindi tornando al nostro bambino, che prima deve avere, per avere una buona affettività, deve avere almeno una madre che lo accoglie, non dico il padre. I padri oggi, ma dovrei aprire un altro capitolo complesso, però sicuramente il patriarcato non c'entra. Il patriarcato finisce nel 1700, dove i padri avevano diritto di vita e di morte sui figli. Finisce lì. In quel tempo i padri decidevano il destino dei figli, anche la loro morte, anche la loro uccisione. Però del tempo ne è passato. Certo, la figura maschile, perché doveva essere una figura che andava in guerra e poi moriva, dovevi dargli un ruolo. L'eroismo nasce per questo, che noi siamo stati senza guerre per molto tempo, però nel passato la cultura dell'eroe serviva per legittimare la morte. Cioè, se tu oggi chi è che va a morire per il paese? Dubito. Cioè, bisogna che siano forzati, oppure è diventato un mestiere, no? I mercenari, cioè, perché comunque andare a morire deve avere un senso. Noi siamo legati fortunatamente alla vita, amiamo la vita. Quindi, tornando al nostro sviluppo dell'affettività, abbiamo il nostro bambino che poi, io prima ho ironizzato sulla socialità, sul concetto di socialità. Cioè non mandi il bambino di 6 mesi a socializzare, socializzi cosa? Prima il bambino deve acquisire la propria identità e la propria consapevolezza, la fase superegoica, la fase, diciamo,
onnipotente del bambino deve avvenire, ci deve essere quando il bambino si sente al centro del mondo. Poi da lì, con gradualità, il bambino può iniziare a percepire il mondo degli altri. In questa fase, che è un passaggio molto importante, che può avvenire sui 3-4 anni, quando inizia ad andare ad esempio all'asilo, ma anche quando ha più interesse verso il mondo esterno, oppure quando inizia il percorso scolastico. Questo è un passaggio molto importante, molto spesso sottovalutato, perché in questa fase si costruiscono i grandi problemi non solo dell'affettività, dell'autostima e della percezione di se stessi. Perché quando il bambino si allontana dalla famiglia e entra in un gruppo sociale come quello della scuola, molto spesso il bambino percepisce di non essere più al centro del mondo, e se in quella fase la famiglia non lo accompagna, non lo sostiene, o se lo sostiene troppo, tipo i genitori che fanno i compiti con i bambini, quando mai? Le mie generazioni arcaiche, uno doveva arrangiarsi da solo, a prescindere se il genitore era colto o non era colto. Adesso le madri fanno i compiti assieme ai bambini, rigorosamente assieme ai bambini. Quindi anche qui, cioè perché c'è questa mancanza di fiducia verso il bambino? Bisogna aiutare il bambino ad avere fiducia nelle proprie capacità. Non è sostituendoti a lui che lo rendi migliori o lo rendi peggiori, però devi aiutarlo. Questo vedo un po' di fermento di dibattito, vi state consultando sulla vostra infanzia, la vostra scuola, perché qui ci sono varie generazioni, vedo, ce ne sono di vario genere. Io cerco di fare un discorso molto generale, il più comprensibile possibile, per capire però dove iniziano i problemi, ulteriori problemi dell'affettività. Quando il bambino va a scuola iperprotetto dalla famiglia e scopre un mondo dove non è più al centro dell'attenzione, dove non è più amato, dove semmai viene ostentato, semmai dove comunque non sa da che parte stare. Molto spesso non riesce ad avere relazione con gli altri bambini, quindi si chiudono di solito i 2 bambini problematici con i bambini invece quelli, chiamiamoli esperti, no? I furbetti. Guardate che c'è una cultura nel nostro paese che delle volte enfatizza il bambino aggressivo, perché quello se la sa cavare, perché quello è furbo, no? Attenzione ai messaggi che diamo, no? Perché i bambini per molto tempo hanno come figure principali i genitori. Ad esempio, uno dei guai più grandi che fanno i genitori rigidi, i genitori poco affettivi, che non danno grandi slanci amorosi. Io ho avuto casi in cui non sono mai stati nemmeno presi in braccio questi uomini, donne, dove abbiamo avuto genitori che non abbracciavano. Però c'è anche il contrario, tutto lo sbaciucchiamento, baci, 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 amore, amore di qui, amore di attenzione, dico, perché poi a forza che lei lo ami, poi quando esce fuori e nessuno lo ama, che cosa facciamo? Quindi questo è un altro problema, dove l'affettività inizia a mostrare delle crepe nel suo universo di crescita, che poi diventa complesso nella fase di passaggio, nella preadolescenza, cosiddetta pubertà, dalla quinta elementare alla prima e seconda media. Lì avviene il tracollo, cioè nel senso che lì c'è il passaggio dall'infanzia a quella che un giorno sarà l'adultità. Quello lo dicono tutti i saggi in qualche modo che si parla di questo, dove ti dicono il bambino conserva, il ragazzino insomma, conserva la memoria dell'infanzia, ma deve procedere alla costruzione di se stesso. Quindi quando ti dicono e ricevi notizie dove la bambina, la ragazzina di 12 anni ha già il fidanzatino, o addirittura a 8 anni ha già il fidanzatino, e addirittura la famiglia lo fa dormire in casa con il fidanzatino, voi capite che c'è qualcosa che non va.
perché se ci inalberiamo sulle donne bambine dell'India, del Bangladesh, Dio solo sa di cosa, noi non siamo molto diversi, nel senso che a 12-13 anni, ve lo posso garantire, già non solo hanno il fidanzatino, ma vanno velocemente da soli a vivere la loro storia, dove la relazione sessuale inizia già a 12-13 anni. Ma vi rendete conto che c'è stato un tracollo di tutte quelle che sono le tappe anche evolutive, e sono molto simili ai paesi meno progrediti. Attenzione, perché stiamo andando verso allora accettiamo la violenza, accettiamo l'anticipazione della relazione sessuale, della relazione coniugale, della relazione affettiva. Quindi quando parliamo di affettività, attenzione, perché ci troviamo con un'affettività che si è già, diciamo, trasformata in qualcos'altro. Perché avviene questo? Perché comunque ci sono luoghi, allora la famiglia che è presa dal mutuo, dalla casa, dalla donna che oggi deve essere una donna manager del sesso, della famiglia, della propria estetica, della genitorialità. Però le donne questo hanno scelto. I maschi viceversa sono in possesso ancora dell'orologio biologico che non hanno. Sono ancora in possesso comunque di un'identità maschile che viene continuamente alimentata, perché quando tu vedi determinati fenomeni che non nomino, dove c'è la piscina, la ricchezza, e lui che ne ha 50, 60 e lei che ne ha 20, potete trovarne parecchi di questi, siamo assieme ai musulmani uguali, che tanto critichiamo, altre civiltà, dove la donna deve essere almeno il 50% in meno degli anni. Sapete che ci sono tutte queste teorie? Noi siamo lì. Ma la maschilità ha i suoi problemi, che però non c'entra col patriarcato, che oggi il maschio si può ritirare ancora in questo delirio dell'immortalità, anche sessuale grazie al Viagra e dintorni, e in qualche modo però una visione dove ancora la conquista rende soprattutto la maschilità dentro il proprio sistema. Mi spiace continuare ad osannare me stessa e i miei libri, ma quelli li ho scritti. Le ferite degli uomini, ho difeso ampiamente l'identità maschile, perché secondo me il mondo femminile non conosce esattamente le problematiche maschili, ma qui apriremo non un discorso sull'affettività, ma sulla sessualità, che però bisogna anche capire la maschilità, che sessualità, il femminile, che sessualità. E qui stiamo dentro un altro capitolo che non c'entra però con la affettività e sessualità, non c'entrano molto, perché la sessualità è qualcosa di estremamente primordiale. È bene che ci sia, perché comunque gli organi hanno le loro funzioni, gli ormoni hanno le loro funzioni. Certo che in qualche modo la sessualità può diventare un elemento di mancanza di autostima, può diventare una deriva problematica e patologica, no? Nella relazione però sui femminicidi non si è mai affrontato quella coppia che tematiche avesse, no? Quali sono le problematiche, perché ad un certo punto un uomo rifiutato o una donna rifiutata o delegittimata o umiliata, bisogna capire un po' quali sono i meccanismi. Mi ha molto colpito una nuova forma di femminicidio che è stato il maschicidio, in questo caso la donna di Bergamo che uccide il marito dopo essere stata visitata in psichiatria. Cioè, che strumenti abbiamo? Cioè, qual è il problema? E che oggi bisogna che voi ve lo portiate a casa, che il problema mentale esiste e non è un problema che si ripara con un discorso emotivo. L'amore non guarisce. Se vi hanno condito questa bella performance che l'amore guarisce, ma non è così. L'amore non è un farmaco, non è in qualche modo un sentimento, riguarda un mondo, ma l'amore non guarisce il problema mentale, come non guarisce il problema sulle sostanze, come non guarisce certo, delle forme di amore possono aiutare, sostenere, veicolare. Certo, se
tu ami, puoi gestire l'altro, ma prendiamo il caso Cecchettin, lei, la povera ragazza, e non più che amore era un culto della solidarietà. Noi viviamo ancora con una mentalità dove la donna può produrre guarigioni. C'è ancora questa ossessione, ad esempio, dell'ultimo incontro, dove diamo ancora valore alla parola, ma la parola non è l'atto. Cioè, attenzione, io oggi sto facendo una conferenza, ma non do nulla per scontato che produca chissà quali risultati, perché la conoscenza può diventare coscienza e consapevolezza, ma dipende se il soggetto accetta di modificare il proprio pensiero. Guardate che non è semplice modificare la cultura dominante. E parlando di adolescenti, ne parlavamo fuori con l'assessore e quant'altro, sui contenuti, ad esempio, delle canzoni. Quali sono oggi i grandi veicoli culturali? Io li ho in terapia, ho imparato tutta una serie di nomi, Sfera e Basta, eccetera, eccetera, La Rue, che è stato pure incriminato, eccetera, eccetera, che formano i nuovi adolescenti. Ad un certo punto, se la famiglia non ha costruito prima un linguaggio, una relazione, non entrate nell'ottica utopica che basta ascoltare o parliamo con loro. Io dico, ma scusate, ma se non avete mai parlato, che non sapete nemmeno vostro figlio che cosa ascolta o perché cambiano. Io ho avuto un caso tuttora in trattamento dove lei ha la ragazzina a 15 anni, la madre che è stata poi una mia paziente antica, anche direi un contenuto culturale, un background sociale adeguato, però questa madre ha condito con teorie, con dialoghi, con contenuti culturali un mondo che poi ad un certo punto si è interrotto. Perché l'ascolto non ce l'hai raccontando come avviene una cosa, ma cercando di capire se l'altro ti sta ascoltando e devi trovare il modo di parlare in modo diverso. Quando mi dicono ma non mi ascolta, allora gli devi dire ma lei ha mai parlato o è arrivato quando questo ha iniziato a dare dei problemi a parlarti? Devi iniziare ma non a parlare facendo delle teorie un amico, no? Non sei un genitore amico. Cos'è questa storia? Non è sapendo i segreti che tu riesci, ma essendo presente nella vita. Ad esempio, chiedere come è andata oggi, come stai, o vedere comunque che l'altro non sta bene, ma devi percepirlo. Ma se arrivi a casa stravolto, che diventi una specie di gatto silvestro steso da un camion, come fai ad avere il tempo di vedere l'altro? I passaggi, quelli antichi, dove mangi con il figlio, ceni con il figlio, fai la colazione. Oggi non ci sono, perché i ragazzini non fanno manco colazione, non sai neanche cosa mangiano. Vivono, non si sa bene di cosa. E tu dove sei come genitore? Come fai a parlare con lui o con lei se non hai costruito qualche cosa di conoscitivo? Quindi bisogna avere la pazienza di capire il loro mondo, bisogna ascoltare quello che loro ascoltano. Non è possibile che a 12 anni tuo figlio o tua figlia escano e non sai con chi escono, non ci sono ancora gli strumenti, sono appena entrati nella maturità sessuale, ma lo sapete che oggi le madri non parlano con le figlie sul ciclo mestruale e i padri quando mai fanno qualche discorso al figlio sulla sessualità, la prevenzione, fare assieme la prima barba, ma quando mai? Quindi cosa è successo nelle nostre famiglie? È chiaro che poi nella coppia che implode e si arriva all'uccisione
C'è prima dell'uccisione c'è la follia, e prima della follia c'è la frustrazione, e prima della frustrazione si proviene già da un background patologico. Ma attenzione, non è la follia che noi pensiamo, è un'errata visione del sentimento. Ma se abbiamo non devo citare le trasmissioni, se c'è la trasmissione che emula l'amore, gli innamoramenti, oggi abbiamo ogni 2x3 l'attrice tale che ha cambiato credo già 4-5 amori, ha già fatto 4-5 figli con i vari amori. Quindi la gente guarda quello, guarda che cosa fanno dentro determinati programmi. Quello è uno dei veicoli di formazione, non tu come genitore, che magari ti sei già separato e portato a casa il primo uomo, il secondo uomo, il terzo uomo con i figli collaterali. Oppure già il marito ha portato la prima donna, la seconda donna, la terza con figli collaterali. Ma cosa pensate che possa fare un bambino? Cioè, com'è che si è persa questa tutela verso la crescita? Non vuol dire avere i buoni sentimenti del mulino bianco, ma è la realtà. Come puoi far digerire a un figlio tutta una serie di trasformazioni? Guardate che l'unione di due genitori è spontaneo nel bambino. Il bambino vuole i due genitori perché da lì che nasce tutto. Se poi i genitori si separano, va bene, ma fatelo in un certo modo. Non si tratta di togliere i diritti, ma perché dobbiamo dare dei diritti solo al nostro benessere e non a ciò che abbiamo generato? Cioè, ci sono delle cose veramente incredibili. Il femminicidio è il risultato di tutta una serie di aspetti. Il caso del delitto d'onore, dove la Viola in Sicilia negli anni 60 pone fine al diritto di uccidere, c'è ancora oggi, perché molti casi di femminicidio, se andate a guardare nelle pieghe della storia, sono il diritto verso il proprio onore. Paradossalmente non è la lesione della visione sociale, ma della visione personale, perché comunque il mondo si è ristretto, perché il soggetto non vive più nella relazione sociale, ma la relazione coniugale e l'amore diventano tutto il mondo. Turetta aveva come unico mondo la relazione con la povera Cecchettin, Giulia. Ma così sono tutti i femminicidi. Ma chi è dentro quell'errata interpretazione del sentimento e dell'amore provengono sempre da situazioni di emarginazione affettiva. Perché non andiamo a guardare la storia dei delitti? Perché non ci soffermiamo a capire perché l'umanità sceglie la violenza e l'uccisione come sistema per soluzione delle proprie angosce? Perché la violenza oggi è un sistema. Se tu mi hai tolto il parcheggio e aspettava a me, non è che vai a trattare l'argomento, no, gli appioppi una coltellata, gli dai una martellata, lo mandi in ospedale se gli va bene, se no lo accoppi. Cioè far morire l'altro oggi è una soluzione. Quindi se parliamo di femminicidio dobbiamo comprendere che oggi l'individuo non si può più tutelare dietro il mondo dei diritti, perché quando io credo che lo Stato, le istituzioni non hanno altre possibilità, non è che possono rieducare il mondo, non hanno nemmeno voi come istituzioni potrete rieducare i vostri cittadini, però qualche cosa lo potete fare, cioè qualche cosa sulle nuove famiglie, sui nidi, sulle nuove generazioni, perché poi è lì che si muore. Sono nelle relazioni con i bambini piccoli, sono nelle famiglie che si separano, dove avvengono le problematiche. Poi sensibilizzare i nonni. Non è che basta andare a fare la crociera, perché finalmente si è in pensione, oppure raccatti i nipoti, ma senza un senso. Cioè bisogna essere presenti, bisogna allargare l'ascolto e i vicini. Ma, cioè, quando uno urla perché viene ucciso, non è che si fa poco rumore, non è che le case italiane hanno la protezione dal rumore, non abbiamo pareti insonorizzate. Per oggi cosa fa il cittadino?
non si muove, vive nell'angoscia e nella paura, perché dice ma poi magari mi uccide, mi spara, che forza ho, ma non fanno nemmeno il numero telefonico. Però è anche emblematico che i vicini della povera Giulia e Turetta hanno chiamato e nessuno è arrivato. Cioè facciamo una piccola deviazione, che questa cultura che non accetta che esista la violenza, che non si accetta che esiste il pericolo, che non si accetta che l'animo umano non è così buono come si pensa, che quando si sviluppa la violenza e l'altro non esiste, non ha dignità di esistere, tu sei già dentro un problema. Ma chi ha determinati ruoli non può guardarsi dall'altra parte. E siccome voi comuni avete i vigili urbani, non basta dare le multe, non basta avere il bilancio che funziona, non basta delegare, no? Perché ci sono fuori sacco, dentro sacco, cioè tutte queste cose. Dobbiamo delegarle in modo giusto. I vostri vigili che fanno? Basta con questa cultura dell'amministrazione che funziona, che deve stare dentro determinati parametri. Cioè guardiamoci anche, ci sono altri parametri. Cioè come si fa a non intervenire se ti chiamano? Tu devi intervenire. E i carabinieri e la polizia sanno sempre cosa c'è. Se ti chiamano 30 volte in una famiglia che si accoppano, ma vuoi avvertire il sindaco? Vuoi avvisare qualcuno? Vogliamo ricostruire? Io lo dico, poi magari voi mi correggerete. No, una cosa alla volta. Io faccio un panorama. Non si allarmi, tranquilla. Non si allarmi, non allarmatevi. Ognuno deciderà con la propria coscienza alla fine del dialogo. Toccare i temi non vuol dire che c'è la soluzione, però intanto bisogna contestualizzarli, perché se il vigile viene da lei, il sindaco è il capo dei vigili, mi risulta, se si sensibilizzano i vigili, lei può comunque sensibilizzare i suoi carabinieri. C'è il comando dei carabinieri, a meno che non siete in un comune che non ce l'ha, mi pare che ci siano. Quindi questa rete non è una rete che deve diventare angosciante, però visto che qui parliamo di alcuni aspetti e voi potete anche percepire cosa potete fare, non è fare solo il corso sull'affettività, ma capire come rigenerare e rigestire. Lei è sindaco di? Però perché sei così allarmata? Se mi permetto di entrare nella sua mente. Certo, beh, ma quello sì, capisco che è pesantina. Perché, cioè, no, ma mi fa piacere l'emozione, perché l'emozione vuol dire che lei era dentro e sa, noi godiamo dell'emozione, non è così. Il problema è che prima dell'azione, qui stiamo facendo un discorso che per far capire a ognuno di voi che cosa è il problema, perché sennò se avremo già la ricetta, sì, no. Il problema è comunque, innanzitutto, non essere
disperati e non sentirsi inermi. Però in un contesto come questo che stiamo trattando, che cosa può fare un comune? Può decidere un incontro con i carabinieri, con la polizia, con i vigili e dire: ragazzi, siamo in un'emergenza sociale, vogliamo renderci conto che dobbiamo avere più allerta sul comportamento delle famiglie, sul comportamento degli adolescenti, prendiamo il mio rammarico sulla città da cui provengo, che nonostante tutto sono abbastanza affezionato, un po', non tanto più, ma ti arrivano tutta una serie di situazioni gravi, ma vuoi intervenire, vuoi dare un messaggio sociale, fai un manifesto, cari cittadini, no? Gli adolescenti, oppure non so, qualche cosa che riguardi, fai un incontro cittadino sulla sensibilizzazione delle piccole comunità. Le baby gang si formano perché non c'è nessuno che si occupa di loro, non c'è nessuno che si chiede perché. Poi non è buonismo questo, ma se vuoi avere qualche risultato almeno chiediti come mai. Cioè non può una ragazzina oggi avere paura e fidanzarsi con i criminali perché così viene protetta, perché le notizie, perché poi facendo il mio mestiere ricevi le informazioni. Allora domanda alla quindicenne che si sta con uno che proviene comunque da centri dove si forma un po' la violenza, spaccio e quant'altro, e le dico: ma scusa, ma perché voi vi affascinate sempre con questi soggetti? Perché non era il primo caso. Dice: perché con questi la gente ha paura e quindi noi ci sentiamo protette. Ma vi sembra che siamo in un paese normale o viviamo, non so, nel mondo primitivo dove la donna usciva con i lanzichenecchi per essere protetta? Cioè, perché è così. Può un adolescente oggi imitare determinati comportamenti di basso livello criminale per far paura alle altre ragazzine di non essere toccata? Cioè, che intenzioni abbiamo? Cioè, dove volete che andiamo? E poi perché chi ha le istituzioni non interviene? Cioè, perché? Ma poi lì non è intervenuto né il questore, né il prefetto, cioè lì non è intervenuto nessuno. Questo è lo scoramento di un professionista della mente, dove vede il destino di un paese, di un popolo, non dico di una città, ma di un paese. Allora, visto che siete una comunità che qui oggi ha preso, perché attenzione, voi rappresentate una minoranza, io sono stato un assessore provinciale, quindi so bene come girano le cose. Quindi se uno vuole la volontà ce l'ha. Voi siete una minoranza che ha risposto a un generoso offerta di un assessore generoso, poi la si può giudicare politicamente o meno, ma questo è un altro problema, però a livello istituzionale lei è stata perfetta, ha raccattato un professionista che si è prestato per un rapporto di fiducia personale, non è che mi metto a fare le conferenze in giro, sì, le faccio, ma per altri motivi, per altre cose, no? Però se ti chiama un'istituzione tu devi essere presente e devi esserlo gratuitamente, perché non è monetizzabile la responsabilità sociale e dobbiamo ripristinare la responsabilità sociale, perché ognuno di noi, intellettuale o meno, può dare una parte di collaborazione, perché se ci chiudiamo nelle turie burne e nei castelletti della propria onnipotenza culturale non andiamo da nessuna parte. Quindi anche questo, la generosità non è andare a fare volontariato in Ucraina, in Bangladesh, va benissimo quello, perché sono popoli terribilmente, diciamo, che vivono nella morte, ma noi rischiamo di avere una morte di altro genere, noi rischiamo di avere interi comparti generazionali morti. Che ne facciamo dei contenuti dei trapper e dei rapper? Perché si invitano a Sanremo Chemical e dintorni?
Ma le leggete i contenuti, ma credo che lo sappiate, delle canzoni. Io ce l'ho il trapper con le catene, che proviene anche da famiglia interessante, importante direi, con tutte le varie tenute, dove c'è, com'è che si chiama? Quello lo rimuovo sempre, Shiva. Io ho fatto intere sedute con Shiva lì. Sì, so tutto di Shiva, infatti lo rimuovo come nome. No, ma quello è un criminale, però guardate che le nuove generazioni all'80% se non più emulano allora i contenuti drammatici e disperati delle canzoni, dove comunque le donne sono tutte, non si sa bene, non viene citato, però viene detto, sì ti è concesso, è bello che mi ha avvisato. No, i contenuti sono una società dove devi essere ricco, perché i contenuti che hanno loro è di avere l'emulazione poi delle baby gang e dei contenuti sociali americani, delle Bidonville, il vecchio Bronx che poi non esiste neanche più, perché i trapper e la musica rapper cioè, provengono dall'afro. Per cui se vedete come si vestono le quindicenni, allora il vestito deve essere un tubino rigorosamente avvitante, scollato possibilmente, con movenze di un certo tipo e poi c'è il trucco. Se voi guardate determinate Dua Lipa o tutta una serie che anche non è granché pesante, sono l'emulazione del mondo trapper o rapper, che poi viene ripetuto in casa. Chi ha figli adolescenti o figli adolescenti lo vede, non è normale che gli adolescenti oggi girino con i coltellini, con i coltelli, ma da quando qua? Ragazzi normali. Poi c'è la visione delle istituzioni, dei genitori e contro quelle che sono le istituzioni della polizia e dei carabinieri, quindi tutto il mondo della piccola criminalità organizzata. Questo è il mondo dell'80% dei contenuti di un certo tipo di musica, ma voi sapete che la musica modifica i comportamenti. Il mondo New Age o il mondo del rock, eccetera, del passato, magari c'era sì la proposta delle droghe, eccetera, però comunque aveva un contenuto, un minimo culturale. Se voi guardate la musica trapper, oltre che rapper, sono delle cantilene di specie di poesie raccontate senza nessun'altra cosa, però quei contenuti fanno e creano una visione della realtà. Questo per quello che riguarda un piccolo aspetto che non riguarda strettamente i femminicidi e l'affettività, però da lì il passo è breve, nel senso che poi comunque una visione sulle relazioni, su come si costruiscono le relazioni affettive e emotive, noi lo abbiamo, perché tutto questo cambio, no? Dove la famiglia non resiste, dove si separa però c'è l'altro, oppure ti separi, devi metterti in casa subito qualcun altro. Poi c'è un piccolo problema che non viene toccato perché è un tema delicato. Noi abbiamo fatto una politica esasperata sulla immigrazione, sull'accettare questo mondo che viene da altrove. Ma ci siamo mai chiesti qual è la visione del rapporto con le donne? Qual è il rapporto con la sessualità? Lasciamo perdere la religione. Guardate che le religioni, anche ad esempio il mondo del Corano, non è mica così delegittimante la figura femminile. Però comunque sia, se un mondo che proviene da determinate logiche, poi lo trasferisci in un altro mondo e non costruisci quella che si chiama integrazione, che non vuol dire dare le scarpe Nike, il telefonino, consentire che nessuno venga incriminato, che possa avere il cellulare, possa stare comodo, ok, ma oltre questo vogliamo creare una cultura anche di come sono le relazioni uomo-donna, com'è la relazione della famiglia. Non dobbiamo aspettare che una venga uccisa perché sta con un uomo di altra cultura.
Ma questa è la responsabilità però culturale di un paese, Qui non possiamo dare responsabilità soggettive, questa è una responsabilità enorme che adesso sta venendo fuori, perché il gruppo di egiziani o di altro che stupra la ragazzina a Catania, e comunque io conosco poi Catania, la villa Bellini è lì vicino, cioè dentro. Quanti stupri avvengono ad esempio a Milano senza che il sindaco Sala non si permetta mai di dire qualche cosa? Ma com'è possibile? E perché i movimenti femministi, se esistono ancora, inneggiano il patriarcato e poi stanno nuovamente zitti? Ma qual è la schizofrenia? Ma ci siete o non ci siete? Ci siete solo per un caso A o anche per il caso B? E poi non si tratta di delegittimare il povero extracomunitario che arriva coi barconi, quello arriva con la sua cultura, il suo modo di vivere. Perché quando vivi nella violenza poi la ripeti. Però dovremo anche qui capire che dobbiamo intercettare anche le piccole comunità. Cioè ci sono in un paese 50 magrebini, tunisini, eccetera, ma organizzati. Fai un corso oltre che di italiano, che spesso nemmeno li fanno, perché viviamo tutto in un mondo così, no? Ma insegna anche le regole dei rapporti uomo-donna, perché sennò loro non lo capiscono, non si capisce. Se tu sei vissuto per 20 anni in un paese dove, ma non è che quando torni, guardate che a livello psicologico cambiare è un aspetto complicato. Vedete voi quando uscirete oggi da qui se avrete cambiato qualcosa. Se 5% sono gloriosa, l'1%, perché poi usciti di qui dovrete andare a mangiare, dovete fare presto perché dovete andare in giunta, se non dovete andare in giunta c'avete quello e poi c'avete quell'altro, sparirà tutto sotto traccia, però magari vi verrà in mente qualche cosa quando vi diranno facciamo un progetto sull'affettività, al che mi auguro che lì facciate voi mente locale, dice bene, che cosa mi proponete? Dentro le proposte cercate di vedere se c'ha una ragione d'essere. E poi sicuramente la rete, i vigili che vanno gli uffici postali, i poveri postini che adesso però vanno in bicicletta, non vanno più a piedi, più vanno in moto. Ma cerchiamo di capire un po' quello che succede nel vostro paese, nei vostri paesi. Si può fare Belluno, Verona, chi altro c'era? E Treviso. Verona è una grande città, ma lì certo non puoi avere una rete sociale, però c'hai i quartieri, avete i responsabili dei quartieri, giusto? Quindi cercare di aprire la mente, perché guardate, se ci abituiamo che una cosa è difficile, che una cosa non ha funzionato, che una cosa non ce la possiamo fare, non andiamo da nessuna parte, dovete diventare un po' rivoluzionari. Cioè va bene il ruolo e dovete dirlo al paese, fate gli incontri pubblici, magari vengono in 10, la volta dopo vengono in 40, glielo garantisco. Ma devi iniziare, sindaco di Cittadella, vice sindaco di Cittadella. Ma certo, non sono abituati. Ma voi dovete iniziare. Fate dei bei manifesti, funzionano ancora. Funzionano, cari cittadini, siamo una comunità. Se vogliamo che i vostri figli siano tutelati, dovete iniziare. Guardi, all'inizio mi auguro che gli altri siano un po' più ottimisti, del vice sindaco di Cittadella, aiutatela e sostenetela. Ecco, l'orgoglio. Ma guardi che non è negativo essere sostenuti,
Sì, però sì, ho capito, ma cerchiamo, credetemi, cercate di uscire dalle abitudini mentali in cui anche voi state dentro, perché questo senso di frustrazione e di impossibilità di vedere qualche luce diventa limitante. Se no prendo il vice di Cittadella, me lo porto a casa, gli faccio un po' di sedute perché diventi una persona ottimista e si faccia portavoce. Senta, guardi che l'eco è importante, perché se oggi, tra un po' sto chiudendo chiaramente, se oggi usciamo da qui dove io qualche cosa sono riuscita a fare e lo trasferite, la volta dopo si chiederanno perché non ci sono andato, perché ho perso un'occasione. Perché guardate che io sono molto dispiaciuta che non ci sia stato una cosa, perché vuol dire che i comuni, a parte lei e tutti quelli che sono presenti, magari altri che non sono potuti venire, io spezziamo una lancia sull'enormità di problemi che voi avete, gli autovelox, le cose che ve li sfasciano, di tutto e di più. Però comunque questo è un tema importante. Cioè, o decidete che il vostro compito è far quadrare i bilanci, o vi date una possibilità di trasformare anche un po' qualcosa. Perché è vero che lei fa gli incontri e vengono 10 persone, ma la volta dopo ne vengono 20. Poi magari non fai la cosa grande, ma la fai più piccola. E coinvolgi i parroci, dove vanno, dove sono. Anche loro, a parte andare in televisione, adesso c'è quello culturista, il prete culturista, c'è di tutto. Ma a parte quello, conoscono le loro comunità, che predica fanno, andiamo a messa, cerchiamo di capire cosa pensano. Certo, la mia è una provocazione, ma una sollecitazione. Guardate che se riuscite a salvare una famiglia che potrebbe implodere, e poi fate attenzione alle famiglie invece che magari sono povere ma sono dei buoni genitori, salviamoli da un'ossessione che la casa deve essere pulita e ci deve essere lo stipendio. Guardate che ci possono essere genitori poveri ma che danno grandi esempi. E poi nel Veneto abbiamo il problema della ricchezza. Quanti muoiono su quelle macchine e hanno 19 anni? Le Mercedes, le BMW, perché indice di potenza. Ma anche il nostro Veneto, bisogna un attimo dargli dei contenuti culturali, ma non culturali, non è fare la mostra. Alla mostra chi ci va? Vengono da fuori, giusto? Va bene dare dinamicità, ma cultura vuol dire altro, vuol dire trasformazione del pensiero, vuol dire attraverso iniziative anche culturali che possono essere la musica, ma che diano dei contenuti. Se fai un evento, vedi che quell'evento ci sia dentro qualcosa, perché il solo evento è solo emozione. Guardate che il mondo delle emozioni è fuorviante, così come il mondo delle passioni. Sono tutti contenuti utopici. La passione è un grande coinvolgimento emotivo, ma non si traduce necessariamente in apprendimento, consapevolezza, non produce necessariamente buoni risultati. La passione amorosa è un grande stravolgimento chimico, emotivo, relazionale, ma non è detto che sia un buon sentimento, perché mentre il nostro è un paese che vive di emozioni. Poi hanno detto che la pancia, quando dicono che di pancia, in realtà poi l'emozione va anche nel torace, cioè non è solo la pancia, no? Quindi noi ci emozioniamo e allora lì c'è l'enfasi, poi dopo c'è assoluta. Avete visto che sul femminicidio adesso hanno dato la laurea post morte, allora per 3 giorni abbiamo riparlato. Non si può parlare solo di un evento indubbiamente importante come quello perché poi ce ne sono tanti altri, poi ci sono le violenze. Vogliamo parlare di quella che è la violenza domestica, gravissima, sotto traccia, dove uomini e donne
vengono colpite. Guardate che la base della violenza domestica è l'umiliazione. Nei sentimenti, la base della sottomissione psicologica è l'umiliazione. Le donne non denunciano perché vivono l'umiliazione, molto più di quello che si pensa, che è lui o lei, perché delle volte avviene anche nelle donne, però molto spesso più nei maschi. Non sai fare niente, guarda che grassa che sei, guarda così, non hai fatto bene le cose, perché questa cosa non l'hai pulita? Cioè, e via con la delegittimazione. Poi ti chiedi perché la donna non va a denunciare, ma perché ha perso la propria dignità. E l'umiliazione inizia parlando di affettività, anche con i figli. Quando il figlio con grande fatica prende un bel voto, non gli puoi dire hai fatto il tuo dovere, ma riconosci la fatica, devi riconoscere l'impegno. Non tutti sono geni, non tutti hanno la scolarità così, ci sono soggetti che per la loro modalità di apprendimento hanno delle difficoltà e non apriamo il capitolo della scuola perché quello è roba tua, però mi auguro che difendiate i genitori e difendiate anche però i poveri insegnanti. Certo. C'è tanta buona scuola che però non ha potere ed è stravolta poi da tutti i vostri meccanismi istituzionali che sono lì, le correzioni, i programmi. Fate meno programmi, fate fare più vacanze ai ragazzini, non ossessionateli perché poi la scuola diventa non è un lavoro, la scuola è l'inizio del mondo del lavoro, ma non può diventare un'ossessione. Le vacanze sono vacanze, ma date 3 cosine, ma perché dovete stravolgerli? Non diventano più colti, non vanno ad Harvard. Il nostro è un paese che siamo andati al 120° posto per la scuola, una volta eravamo le eccellenze. Grazie. Grazie, troppo gentili, troppo carine, mi commuovete, però ricordatevi che la vice sindaco di Cittadella è il mio caso, è il mio paziente, quindi io andrò a Cittadella, se vuole vengo a Cittadella, le faccio una conferenza. Hai visto perché sei fatta avanti? Allora, lasciamo un attimo solo... va un attimo a fare una battuta fuori perché c'è la diretta di Antena 3 e ci serve che arrivino anche nelle case delle persone che stanno guardando. Quindi vai un attimo. Sì, professoressa. Ti do un compito che sì. adesso tu raccolgo. raccogli da loro 2 o 3 quesiti. Va bene. Non più di 2 o 3 perché non c'è tempo. Va bene, c'è già lì. Va bene. Grazie. Grazie. Allora, 2, 3. Sì, no. Grazie, il mio potentissimo capo segreteria mi dice che devo tirare le conclusioni e poi grazie per l'ordine di... Avete capito? Sono vessata e umiliata da Berton, una roba inaccettabile. Allora, no, lo dico per alleggerire con una battuta, però sappiate che la diretta che c'è stata sarà in disponibilità perché molte sono le persone che si erano iscritte, quindi ho richiamato anche i grandi comuni, ho ricevuto un messaggino prima, non siamo riusciti a venire. Allora si vede che stavano ascoltando, però va bene. Mi serve anche per valorizzare invece il ruolo della comunità, cioè io credo molto nella comunità educante, è tempo che con il mio capo area che è stato qui in disparte condividiamo il tema. La comunità educante, guardate, siamo stati sollecitati dal procuratore generale della Repubblica di Venezia, un uomo di grandissima intelligenza e sensibilità, che 1 anno e mezzo fa mi chiama e mi dice ho un problema, se continuo semplicemente a guardare le baby gang come reati fatti e pene da comminare, io devo avere 7 carceri in più in Veneto, così me la dice secca.
Allora, io ho la fortuna di avere una coppia di intelligenze supreme superiori, una l'avete qua oggi e l'altra è la professoressa Lucangeli, con cui mi confronto e cerco di avere buoni consigli, perché dov'è? Anch'io ho il problema, cioè lei mi dice fai, e io ma che cosa posso fare? Perché poi il tema è questo, no? Ma che cosa posso fare? Beh, oggi abbiamo fatto una cosa. Credo che oggi almeno ho realizzato che per me, se dovessi un giorno diventare il capo del mondo, non faccio nidi, do soldi alle mamme per stare a casa con i figli. Cioè io oggi l'ho capita questo. Oggi ho realizzato questa cosa. Poi la seconda cosa che ho realizzato è che magari continuerò ad andare nelle scuole ancora più convinta di prima a dire che i telefonini no, e se fossi capo del mondo metto che il telefonino si vieta fino a 16 anni. E me lo stanno dicendo, non lo dico io con la mia poca intelligenza, ma ascoltando la scuola di psicologia di Padova che questo dice. Allora queste cose da replicare sui nostri territori le possiamo fare, perché è vero che la fatica è dire non vengono. Quante volte facciamo tutti noi momenti, anch'io temevo che oggi voi non accettaste l'invito e ho messo a stalkerizzare al contrario la mia segreteria per riempire questa sala. Invece c'è stata una grande partecipazione, tanto che abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni. Ma perché qui davanti ho tutte persone responsabili? Beh, tutti noi possiamo provare a trovarne altre 10 responsabili nei nostri comuni e farci sentire comunità educante, perché l'ineluttabile, cioè la società è così, lo sappiamo tutti, guardate, non è che ve lo devo dire io, no? Tu guardi, apri un giornale o guardi il telegiornale e ti viene lo sconforto e dici ma posso fare io qualche cosa? Magari alle volte non riesco manco in casa a fare qualche cosa, perché capita che non riesci ad agganciare l'ascolto e ti domandi cosa hai sbagliato. Però al di là di questa autoassoluzione che vi do, o per me almeno, ho provato a fare il mio dovere, anche come rappresentante delle istituzioni rispetto a questa condivisione. Più siamo, credo oggi, qualche informazione in più, qualche consapevolezza maggiore ci è stata data. Allora, io direi che adesso l'hanno appunto presa in ostaggio, ma va bene perché lei così riuscirà ad arrivare, per le cose che dirà, a stimolare. È salvifica la SLE? No, assolutamente. Ma insieme è un altro pezzo. Altrimenti non ci sarebbe stato né l'incontro di oggi, né le comunicazioni che ci siamo date e i nostri problemi sarebbero gli stessi comunque a casa. Adesso ho capito che guarderò di più quelli della mia via, se non escono, se non partecipano a una delle iniziative popolari che facciamo. Perché se uno non esce da casa e non viene a parlare con noi, semplicemente per un caffè o un sorriso, è un problema. E quanto nei nostri comuni funziona il panettiere che ti dice non vedo la signora da 2 giorni? Guardate che adesso lo dico così in maniera molto semplificata, ma quella diventa una sentinella, cioè anche andare a, e io so che ho sindaci qui che lo fanno perché li conosco, prima ho sorriso con Turetta, perché non è, ovviamente non stavo sorridendo del Turetta, io ho un sindaco che è bravissimo, che ha colpito una baby gang in maniera significativa, che ha quel cognome là, se lo porta addosso, e tutto il buono che fa lui, lo dico perché voglio dirvi una cosa seria, tutto il buono che fa lui non vale il male fatto da uno. Allora raccontiamo il bene che facciamo, perché prima o poi la cronaca proverà a venire con noi. Cioè l'altra conferenza che farò, terza, sarà con i giornalisti. Non li devo, io non educo nessuno, ci mancherebbe altro. Però quando lei dice, so che ero fuori ma l'ho sentito, come viene fatta la comunicazione? Spulciando, guardando, trovando. In quei giorni dove il Veneto era su Fox Crime in diretta H24, io avevo giornalisti nazionali che non mi hanno mai considerato nella vita, nonostante qualche cosa di buono come voi ho fatto, perché volevano, ma tu sai dove abita un cugino, un parente, ma posso andare a parlare dammi il cellulare del sindaco. Ma non ho dato niente di tutto questo, perché trovo immorale fare alcune cose. Allora invece quante iniziative buone facciamo,
quanto, visto che qualche educatore ce l'ho davanti, la parte buona, faticosa della scuola non viene raccontata. Beh, lo possiamo fare anche dai nostri comuni, sapete, ovviamente, perché poi voi avete tanti rapporti con le vostre scuole. Io ho visto negli anni, in particolare negli ultimi anni, un investimento in termini di educazione fatto dalle amministrazioni comunali con le difficoltà di bilancio che sono incredibili. È abbastanza percepito? No. No. Secco no. Non molliamo, perché non si molla, bravi. Perché a forza di ripetere, come dicono i latini, la goccia scava la pietra. È chiaro che io credo che questa giornata sia, per me è molto importante, molto rilevante. Ci sono anche comuni importanti, ringrazio il sindaco per esempio di Arzignano, sta facendo delle scelte sportive rilevanti. Lo sport è uno degli elementi. L'altra puntata che il procuratore mi chiede è con il mondo sportivo, perché quante volte abbiamo dei bravi allenatori di pallavolo che non hanno capito zero del fatto che hanno un adolescente davanti. Non è colpa loro, no, li hanno presi per fare i bugger, i palleggi e vincere. A me piace vincere ovviamente, secondo me è molto motivante e di autostima, ma le fasce d'età sono consustanziali alla quella creatura che non mi interessa che diventi la campionessa del Conegliano. Voglio che non lasci lo sport perché so che l'aiuterà a stare in una comunità educante. Ecco, allora queste riflessioni, questi ragionamenti li dovremo fare replicati, quindi veramente cercheremo di darvi tutti gli strumenti. Eccola, quindi, prima domanda, ho visto lì la prima. Facciamo 3, quindi una lì, poi chi altro vuole? Laggiù e là, 1, 2, 3. Poi vediamo se abbiamo tempo. Ne ho già 3. Sì, ma se tu sei magari sintetico. Sì, allora, d'accordissimo sulla mancanza di riferimenti progressivi che ci sono stati. Sì, sono Alberto Teso, sindaco di San Donà di Piave. E sul ruolo sociale dei sindaci e degli amministratori, è vero, siamo probabilmente tra le prime sentinelle sul territorio, però volevo una sua opinione sul fatto, sulla gravità della situazione che stiamo vivendo adesso quotidianamente rispetto al passato, cioè il dramma e i soprusi all'interno della famiglia purtroppo ci sono sempre stati, dai tempi della tragedia greca, da Medea fino a quello che succedeva nelle nostre campagne, purtroppo fino all'abuso di alcol, il marito che picchiava la moglie era quasi una cosa accettata tradizionalmente. Ora è una questione di sensibilità, di maggior attenzione nostra, di comunicazione, come diceva l'assessore, o viviamo veramente una situazione più difficile dovuta a questi cambiamenti, a questi mutamenti che ha riferito prima? Allora, il fatto che, ho detto, nel 1700 il padre decideva la vita e la morte dei propri figli, questo non ci autorizza a pensare che siccome nel passato siccome nel passato, il fatto che avvenisse nel passato è ancora più drammatico, perché nel passato prendiamo il Veneto, c'era un livello di povertà enorme. Io ho fatto parte di una ricerca del CNR nel 78, quindi parliamo quando l'ospedale psichiatrico di Brusegana stava per essere chiuso e trasformato, e nella classificazione delle patologie c'era la psicosi pellagrosa. La psicosi pellagrosa era una mancanza di qualità del cibo, cioè l'eccesso di farinacei, polenta, eccetera, mancanza di vitamine che portava a forme deliranti. Questo per dire, la mortalità infantile nel Veneto nei primi del Novecento era più dell'80%, quindi prendendo il Veneto. Quindi la povertà e la cultura dominante non ci può far stare tranquilli e tantomeno autorizzarci a dire questo c'è sempre stato. Il fatto che ci sia ancora è un problema, che ancora recentemente io ho sentito parlare di cinghia. Una volta le persone venivano punite, i bambini, con la famosa cinghia,
cioè il soggetto veniva preso a cinghiate. Questo è un aspetto culturale. Adesso non c'è più tanto la cinghia, però ci sono i maltrattamenti, ci sono, e io ho i casi di famiglie apparentemente insospettabili, dove il genitore maschio umilia la moglie, dove prende a calci la ragazzina, dove ci sono le punizioni, dove ci sono... E non è solo un problema maschile, è un problema anche molte volte di violenza e aggressività all'interno della coppia. Quindi la coppia che litiga, che urla. Come pensate che possa vivere un bambino che vede due genitori? Si nasconde, gli parte l'ansia, gli viene l'angoscia. L'ansia e l'angoscia sono alcuni sintomi, ad esempio, di un disturbo che poi diventa un disturbo affettivo. L'anaaffettività, cioè l'assenza di sentimenti affettivi, di sentimenti buoni verso l'altro, molto spesso è la rimozione, l'annullamento del dolore per ciò che non si riesce più a vivere. Quindi bisogna stare molto attenti. La violenza sugli animali, ad esempio, che viene tollerata molto meno rispetto al passato, è uno degli indicatori di quella che sarà la violenza che poi si produrrà sull'anziano, sul bambino, sul soggetto più debole. Quindi esiste poi una cultura anche che ti propone contenuti, una filmistica che propone la violenza, l'aggressività, e lì c'è poco da fare, bisogna educare anche a quello che si può vedere e non vedere. La cultura dove uno dice ma vedo il film cruento con il bambino, dico ma scusi, ma che cosa c'entra che lei ci sia? Il bambino comunque percepisce, la vista è uno degli strumenti di conoscenza, di educazione. Questo per dire che i maltrattamenti in famiglia ci sono e molto molto presenti anche in quello che si potrebbe definire una società dove apparentemente ci sono più libertà, ma non è così, perché la violenza in famiglia non è un problema delle libertà, è un problema di incapacità di uno dei soggetti, quello che produce la violenza, di non avere capacità, ad esempio, affettiva, ma solo dominare l'altro. Il controllo e il dominio sull'altro è uno degli altri elementi che portano poi a determinate situazioni. Quindi io direi che la situazione non è come il passato. Poi nel passato non si uccideva bambini. Se voi guardate le cronache di, non so, 30 anni fa, una cosa molto breve, non c'erano omicidi di bambini. Ma ha mai pensato lei che ci sia lo squartamento di un corpo, il corpo messo in valigia, tagliato a pezzi? Ma cioè, se guardiamo oggettivamente quello che sta accadendo, che l'individuo si è permesso di fare, siamo nelle bestialità più primitive, ma neanche forse, perché i primitivi magari non mangiavano nemmeno tanto gli animali, vivevano di vegetali, le ultime scoperte, no? Quindi quello che lei tocca come quesito, siamo in un momento sociale assolutamente diverso, assolutamente non prevedibile. Oltretutto, tutto quello che io ho detto sulle nuove generazioni è un problema. Come gestirete le nuove generazioni che sono vissute dentro una contaminazione culturale? Perché ai bambini si regalano i coltelli e si regalano i fucili? Guardate che li regalano i nonni, i parenti. Perché si regalano gli smartphone da 1.000 euro a un bambino di 10 anni? Cioè, perché c'è uno stravolgimento così? La rinuncia all'aspetto educazionale. Questo è il problema. È come se nel nostro paese abbiamo rinunciato all'educazione. Pensiamo che l'educazione non serve. E allora come cresce un bambino? È come se il bambino deve crescere per conto suo, ed è così che avviene. I bambini, i niños de rua brasiliani, famosissimi negli anni 70, erano i bambini che venivano abbandonati nelle favelas e che si riunivano come i cani randagi, si riuniscono per difendersi in gruppo, costituivano i gruppi di difesa, perché non c'era, i genitori ancora oggi abbandonavano i bambini nelle strade. Quindi questo è quello che sta avvenendo e non lo vogliamo vedere. Cioè le baby gang sono la riunione di soggetti che si uniscono per difendersi contro una visione sociale
antagonista. Del resto le musiche che ho appena detto sono di tipo antagonista, gli antagonisti. Io adesso non voglio entrare nel merito della politica, ma tu non puoi legittimare un centro sociale che ha usato la violenza, sia di destra che di sinistra. E a Catasuna, questi qui di Torino, ma non è possibile. Allora, se la violenza, e non possiamo legittimare che un omicida violento esca dopo 20 anni, 10 anni, 5 anni. Ma in che paese viviamo? Le regole sociali, se tu non le mantieni, avrai il caos sociale, che è quello che sta accadendo. Perché purtroppo, guardate, c'è un piccolo passaggio molto interessante, che molto spesso io cito, tra Freud e Einstein. Sono stati due grandi scienziati. Nel passato gli intellettuali si comunicavano tra di loro e stabilivano anche delle cose, dei pensieri. Adesso non ci sono forse gli intellettuali, non so, bisogna andarli a cercare, oppure hanno dei loro sistemi. Però di fatto cosa dice? Freud ha studiato, e molti dei suoi studi sono stati sulla pulsione, che in qualche modo riguarda l'istinto di agire non veicolato dalla razionalità. Quindi e Einstein è stato il fautore di quella che poi è stata la bomba nucleare, eccetera. La relatività, quindi grande studioso, entrambi due studiosi, non si sono mai incontrati, però si scrivevano e c'è un cartaceo tra di loro. Ad un certo punto Freud dice, in accordo con Einstein, noi, l'umanità, sarebbe più tendente alla felicità, ossia l'individuo badare al mondo delle pulsioni gli è più consono. Mi piace la Nutella, mi prendo la Nutella, senza valutare le conseguenze, per fare un esempio di pulsione. Allora lui dice, si dicono tra di loro, il mondo dovrà rinunciare all'idea di felicità in nome della sicurezza. Cioè dice, se noi non ripristiniamo e non mettiamo come base le regole, le sovrastrutture, il controllo, l'umanità sarà perduta, ed è quello che sta accadendo. Per gestire l'organizzazione sociale devi accettare le regole. Noi siamo ancora fermi agli anni 60, dove la psichiatria ha dettato quello che poi è stata l'evoluzione dei movimenti studenteschi, eccetera, dove comunque qualsiasi regola era fonte di infelicità, no? È stato Ronald Lang, Goffman, tutti questi li ho diviso per citare alcuni testi. Cosa dicevano? Che bisognava togliere tutto ciò che impedisce la libertà all'individuo. Poi si sono rimangiati tutto questo, ma noi viviamo ancora a distanza di 60-70 anni con questo mito, che le regole fanno male, che solo, e nei bambini i genitori lo fanno, lasciamoli che gestiscono la loro creatività. Ma non è che la creatività è sporcare i muri, perché quella creatività, la creatività è un'altra cosa ancora. Allora dobbiamo tornare a un concetto che le regole sono fondamentali per la gestione della sicurezza, se no torneremo alle barbarie che sta avvenendo. Se ho la pistola e se sono più forte, se sono più aggressivo, vinco. Vedi i ragazzini che si fanno accompagnare dalle piccole criminalità locali per dare l'idea di paura e di protezione. Sono stata sufficientemente utile, Sindaco? Laggiù. Grazie. Allora, Giorgia Barbieri, sono consigliere a Bolzano Vicentino. Porto all'assessore Donanzani i saluti del mio sindaco Lorenzo Gracco. Velocissima. Intanto grazie per questo excursus trasversale che per me è stato illuminante, anche per la capacità proprio di creare ponti tra argomenti diversissimi tra loro. Allora, ho particolarmente a cuore il tema del femminile. E credo che il tema della perdita di dignità della donna oggi sia cruciale e credo che trovi radici profonde nelle famiglie, quindi nell'educazione che abbiamo ricevuto.
Quindi per chiudere un po' il cerchio mi interessava l'argomento che aveva aperto prima, poi tra varie parentesi o l'ho perso io o non mi è arrivata l'informazione, su in che momento della fase evolutiva effettivamente si sviluppa la capacità poi anche del piccolo o della piccola di recepire il pensiero razionale. Grazie mille. Non è il pensiero razionale, è il pensiero astratto. Chiedo scusa, sì. Sì, ha ragione. Pensiero astratto verso i 6 anni, 5-6 anni. Pensiero astratto, per farvi un esempio, è quello che voi vedete la bottiglia, metto giù la bottiglia, voi non la vedete, voi sapete che qui c'è la bottiglia. Il bambino non lo sa. Quando il bambino, anche la madre che va via per qualche ora, è una perdita. Poi certo, il bambino si adatta. Ci sono dei testi stupendi di Bowlby, grande studioso, grandi libri fondamentali sull'attaccamento e la perdita. Leggetelo. È tecnico, però vi fa capire che sull'attaccamento, cioè la fusionalità, e la perdita, c'è una connessione. Cioè il bambino, quando io dico che nel nido i bambini sono orfani, è vero. Cioè metti i bambini in un contesto sociale che è simile all'orfano, perché il bambino si priva. Io delle volte dico lasciateli almeno a casa, prendete una figura che stia, perché almeno la casa, l'ambiente, gli danno l'idea di appartenenza. Ma si privano già lì, dove costruiscono l'affettività. Però comprendete che è un tema enorme. Come fai a dire a una donna, a una famiglia, no, deve rimanere a casa? Però sarebbe il caso che la politica su questo si capiscano, che le donne poi, le mamme li hanno partoriti, non può esserci il padre. Mi scuso per i maschi, ma non ce ne frega niente del padre fino a 2-3 anni. Che poi il padre, anche che il padre assista al parto, ma non c'entra niente, non è che vedendo quelle fatiche che fa la donna garantisce alla donna di capire quante fatiche fa, anzi trova un po' terrifica la cosa, o sviene, oppure cioè ci sono tutta una serie di cose, ma legittime, non si possono cambiare i generi. Ma scusate, il pesco, quando nascono le pesche, fate nascere prima la pesca e poi il fiore, datelo a dire alle piante. No, perché il concetto è quello. Grazie. Ma è così. Poi attenzione, diversa è la tutela dei diritti. Guardate che prendiamo il mondo gay, ma loro hanno i loro problemi. Ma non è perché c'è la legge loro smettono di avere questo problema, questo conflitto, questa sofferenza. Non è che autorizzando che loro esistano perché vanno a braccetto, si baciano per la strada o nella pubblicità, li facciamo baciare, risolvi il problema. Perché loro il problema ce l'hanno, che il loro conflitto. Certo, le coppie che poi riescono ad avere un rapporto di coppia stanno anche bene. Ma c'è tutto un mondo che andrebbe esplorato, che andrebbe aperto, ma non si può aprire perché non c'è la serenità culturale. Ci sono temi che bisogna distinguere la realtà reale dell'individuo, di come è fatto, e quelli che sono i modi per far sì che nella società siano integrati e accettati, ma non è facendo un gay pride che dura mesi, dove alla gente non gliene frega niente perché diventano luoghi in cui vanno a mangiare la pizza, la birra, la cosa, dove non è spettacolarizzando che tu risolvi il problema, non è mettendo e cambiando i testi che tu risolvi il problema, cioè non è che facendo sì che il bambino possa decidere di diventare femmina o maschio che tu risolvi il problema, perché non lo sai. Il mondo dei diritti è un mondo complesso che necessiterebbe i referendum, necessiterebbe che il paese decida quali sono le linee per la propria comunità. Questo non avviene perché il cittadino è divorato dagli ambiti artificiali, utopici, intellettuali, non c'entra niente, subisce, però il suo problema è andare al supermercato, pagare la bolletta, riuscire ad avere un figlio che vede ogni tanto. Le mamme del passato che lavoravano anche 200 ore, però avevano la rete sociale che era
la zia, la nonna, c'era sempre una zitella di mezzo, c'era sempre una nonna che stava in casa e uno zio che non si era sposato e che viveva dell'amore perduto. Adesso non ci sono più, perché le case sono piccole, dove lo metti il nonno o la nonna? E poi già fanno difficoltà a vivere tra la coppia, come fanno a inserire il resto del mondo? Questo per dire che ci sono molte complessità, ma il pensiero astratto è concreto. I dentini arrivano, è inutile che tu parli, i dentini spuntano in quel determinato momento. Il bambino si alza in piedi in quel determinato momento, nasce dopo 9 mesi, hai voglia tu di dirgli perché non nasce in 2 mesi che così facciamo fretta? Perché non c'è neanche il tempo di dare i passaggi evolutivi. Non potete dare il telecomando a un bambino piccolo, non potete autonomizzarlo precocemente, perché poi non ce la fa a crescere, perché ci sono arresti evolutivi che voi non vedete, che poi sono le dipendenze affettive di cui parliamo. Però non si può dire più di tanto, perché degli omicidi, di coloro che poi non si suicidano ma sono in carcere, non sappiamo niente. Perché non studiamo qualche cosa sulla loro vita? Riusciamo a fare una classificazione di qual è stato il loro percorso? Improponibile, figuriamoci. Cioè il nostro è un paese che non studia e che non approfondisce, che non ha la pazienza di andare a vedere perché c'è un problema. Però io confido che invece voi diventiate studiosissimi, che diventiate cittadella, ecco, ma dovete crederci perché siete simpatici, siete sostanzialmente sani, non vedo grandi patologie, perché sapete che abbiamo i radar, no, abbiamo i radar naturali, dopo una vita quello patologico lo vedi subito, magari se n'è andato prima perché non l'avrei percepito. Comunque sono sostanzialmente sani, quindi il paese non ne vedo nessuno di problematico. Poi certo c'è quello più rigido, meno rigido e quindi bisogna... L'ultima domanda? Facciamo Chiara? Grazie, Tessarolo, Comune di Treviso. Io la ringrazio perché mi porta a casa una serie di convinzioni, conferme, riflessioni, però ci sono delle cose che volevo sottoporre. Io mi occupo di sociale a Treviso, non di politiche giovanili. La cosa che mi porto a casa in qualche modo è che nel nostro paese in generale, poi ad esempio la Regione adesso sta provvedendo, dovrebbe uscire un bando a breve proprio di sperimentazione sui primi 1000 giorni, è che non c'è una politica di sostegno alle famiglie sui primi 1000 giorni. Quindi io mi sento ripetere in convegni da pedagogisti, da psicologi, che sono cruciali, ma non c'è un investimento, lo Stato non ci crede, ci credono i comuni, forse a volte le aziende sociosanitarie locali con cui lavoriamo magari su singole progettualità. Quindi ben venga questa sperimentazione che vedremo insomma che caratteristiche avrà. Mi pare di capire che in qualche modo più anche le amministrazioni locali si concentrano in progetti di questo tipo, più possiamo diventare utili e cruciali. Apro però una riflessione che viene dalla mia esperienza sugli servizi 03. Io non sono così convinta che i servizi 03 siano, come dire, il male assoluto perché allontanano la mamma dal bambino. Lo dico sia nella mia posizione di assessore sociale, poi le dico in quali occasioni mi sono trovata a intercettare invece incapacità genitoriale o fragilità attraverso i servizi 03. Se non avessimo avuto quelli non saremmo arrivati in tempo ad alcune famiglie, quindi con famiglie che poi arrivano forse alla scuola dell'infanzia, ma se tutto va bene, quindi con scarse competenze anche proprio nel riconoscimento dei servizi territoriali, che arrivano poi a inserire alla scuola dell'obbligo i bimbi e quindi noi perdiamo i famosi 6 anni strategici. Quindi arriviamo a inserirci in una famiglia con un rapporto fiduciario con i servizi, come dire che è tutto da costruire, ma siamo già in corsa. Allora, nei servizi 03, fermo restando che
se è un obbligo è vissuto anche dalla famiglia come una sofferenza, cioè se c'è una mamma che vuole stare a casa, la mamma andrebbe agevolata a stare a casa, così come il papà, perché anche nella relazione paterna i papà stanno cambiando proprio la visione del mondo, però dall'altra parte è vero che in alcuni casi ci aiutano a intercettare, cioè ci sono casi, a me sono capitati di malnutrizione, perché c'è una cultura dietro, che ci vengono segnalati tardivamente, quindi ci vengono segnalati da insegnanti della scuola dell'infanzia, ad esempio, e almeno garantire personale competente, non solo un bimbo che può mangiare alla mensa della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido, ma soprattutto del personale competente che riesce a intercettare una famiglia, perché bene se la famiglia ha delle competenze, pur con tutte le difficoltà del mondo di oggi, ma se una famiglia le competenze non le ha, perché magari la mamma non parla nulla di italiano e non sa muoversi nei servizi, e dico la mamma perché in alcuni è proprio ancora radicato solo nella mamma questo tipo di competenza, noi ci troviamo in difficoltà, ma questa è la visione almeno che io porto dal basso. L'altra cosa invece che ritengo che vada ricostruita, e forse qui noi possiamo essere utili, è la forte alleanza tra istituzioni, e in questo noi ci troviamo a volte in difficoltà con le istituzioni scolastiche, nel senso che la scuola nella sua autonomia, anche e soprattutto su questi temi, è subissata da progettualità di tutti i tipi, e da quella ecologica e quella sul digitale, su qua su là, e quindi ovviamente pesca quello che, pesca quello che può. Però dall'altra parte, nel momento in cui noi facciamo delle proposte, tante volte ci ritroviamo senza un interlocutore, e lì un'alleanza molto forte anche nella guida coi genitori ci aiuterebbe. Quindi in questo, ad esempio sui fondi alle politiche giovanili, se ci fosse la possibilità di provare a far lavorare i comuni insieme anche attraverso i nuovi ambiti territoriali e sociali nel fare programmazione a supporto delle famiglie, forse potremmo arrivare ai giovani e alle scuole con un altro peso e non più il peso del singolo comune. Quindi la domanda... Scusi, la domanda... La domanda? Cioè, cosa pensa in primi 1000 giorni? Cioè, noi oggi non abbiamo strumenti su quello, tranne... Certo. Non so cosa ha rilevato lei, ma mi pare che sono tanto cruciali quanto dimenticati dal mondo. Forse sono i comuni gli unici che con le associazioni locali, tra l'altro, penso una per tutte perché è nazionale, il Melograno che opera molto nei territori, condividiamo competenze, però faccio per dire è sempre lasciata molto agli enti locali e non c'è, Allora, ci manca, e se ci sono strumenti alternativi che noi possiamo mettere in piedi. Allora, io vi ho fatto un excursus su quello che succede all'individuo. Non posso intellettualizzarlo, storicizzarlo, perché comunque l'evoluzione dell'individuo è quella. Quindi lo stato di privazione del nutrimento, dell'affettività 0-3 è un problema. Punto. Poi non è il mio ruolo, visto che, guardi, in questi anni non si è mai voluto affrontare il problema, ma è un problema culturale, non è un problema solo di volontà del soggetto, della famiglia e delle istituzioni, è un problema che lo si dà per scontato. Lei ha citato dei casi che condivido di grande difficoltà, precarietà, nuclei sociali che provengono, l'ho anche detto, da realtà che vivono in un altro, ma questo è le eccezioni o le situazioni che vanno a modificare un assetto sociale è un problema che voi avrete se non ci pensate, se non intervenite. Come fate a far stare una cultura di un certo tipo con un'altra cultura? Che si potete controllare con le associazioni fino ad un certo punto, però questo è un problema. La malnutrizione, le problematiche di nazionalità diverse, culturali, è un problema. Invece la realtà psicologica di un bambino che viene comunque abbandonato per necessità
in una struttura che vede il genitore solamente alla sera è un problema, punto. Poi non ci sono soluzioni, è culturale, perché è vero, ci sono realtà che sono imprescindibili, ma il bambino questo, guardi, lo capisce molto più di quanto lo capisca un adulto. La mamma in difficoltà non è mai stato un problema. Il bambino stranamente ha dei sensori, è nato dal corpo della madre, dobbiamo ricordarcelo questo. Il problema è quando tu hai le possibilità per modificare la tua quotidianità in nome della crescita sana del bambino che hai fatto nascere. E questo è solo uno dei problemi, perché l'altro problema è perché ti separi e devi mettere subito nel tuo nucleo familiare un'altra persona con altri figli. Perché non c'è questa sensibilità su quello che succede al bambino? Perché si modificano, parliamo di strutture affettive. E poi non sono io che faccio come nasce il pesco, il melo, il fiore, il frutto. Cioè non è che la psicologia, la psicoterapia può risolvere il problema. Il mondo scientifico, si legga a Bowlby, dice determinate cose. Il bambino separato dal legame con la madre, che è quello più importante, ha determinate conseguenze, punto. Poi è chiaro che un'istituzione come la sua o le altre, qui devono solo riflettere, non è che c'è una ricetta, ognuno fa quello che può. Lei ha detto cose importanti, perché vuol dire che c'è un'attenzione sulle famiglie con precarietà che provengono da determinate realtà, ma ci sono le realtà apparentemente normali. Il problema, perché noi ci occupiamo, no, di determinate realtà che provengono dalla povertà, ma ci sono le famiglie che al proprio interno comunque hanno determinate problematiche. Quindi la scuola poi, io non la tratterei proprio, che la scuola oggi o la rifondi o fai un'altra scuola e decidi di appassionarti alla scuola, oppure la scuola fa quello che può, non può farcela. Una scuola poi dove ci sono 20 extracomunitari e 3, come lo gestisci? Cioè, accettiamo di fare una scuola multiculturale, multifunzionale, sarebbe più utile. Cioè bisognerebbe sistemare, ma non si possono sistemare, non si può toccare determinati temi. Quindi il problema poi delle seconde e terze generazioni, che poi non siamo alle Ballier francesi, ma siamo all'inizio. Se non c'è un'integrazione, chi viene qui non ci ama, non ti ama, non ti ama, non siamo amati. In molte realtà essere italiani o essere bianchi o essere anche gialli ma non appartenenti a delle gruppalità dove rimane la fascinazione dei luoghi di provenienza e di origine è un problema. Bisognerebbe parlare anche di questo, visto che lei mi ha trascinato su un tema che non è solo l'affettività. Però il tema del 0 o 3, come io non uso i numeri, quindi non riesco a dire 03, 04, 010, 100, 1000, no? Voi avete una vostra modalità, giustamente, legittimamente, però dai 0 ai 3 anni è così. In quella fascia di età è necessario che si formi la rassicurazione, l'accettazione, la sicurezza, l'idea minima di se stessi, l'appartenenza al nucleo. Se questo non avviene, ma tu stai tutto il giorno, pensi di essere lei bambina, lei è stata cresciuta in un nido o in una famiglia? Penso, ma già qualcosa, già 18. Certo. Brava, allora brava. Allora il problema, per chiudere, il problema, cara Treviso, che poi è una cittadina ricca, benestante, eccetera, una volta, adesso i Benetton sono spariti, ma il problema è che è chiaro che di fronte
la precarietà, la povertà, non puoi dire nulla, non devi dire nulla. Io parlo nelle situazioni dove, senza che ci sia questo problema, ci si libera velocemente, facilmente, semplicemente del proprio bambino, non lo si aiuta a crescere, che è la perdita, mi creda, del concetto di accompagnamento, educazione che un genitore deve fare alla vita adulta. Tu, quando nasce il tuo bambino, devi fare in modo che diventi un adulto sano. Tu ci devi essere, devi in qualche modo fare il possibile per accompagnarlo. Questo è il concetto. Se tu a 6 mesi, senza avere un bisogno diciamo enorme di tipo economico, lo mandi dicendo che deve socializzare, se lei mi permette, io mi irrito molto, perché vedo già il destino di questo povero bambino, chiaro? Quindi questo mio discorso è, da un lato, dire come funziona a livello psicologico, e non lo faccio io sicuramente, e poi mi rivolgo ai casi in cui con troppa superficialità non si tiene conto del ruolo che abbiamo, perché di fronte alla povertà, ma assolutamente, anzi bisognerebbe creare una cultura della condivisione, perché una volta prenda situazioni dove non c'è il nido, dove il bambino magari cresce e deve stare il pomeriggio da solo. Quello è il problema, che sta poi da solo davanti al televisore perché i genitori non possono lavorare, non possono rientrare a casa. Lì è un problema. Le medie, ad esempio, è il grande universo dove io prima media, quinta e prima media metterei dei monitor, perché lì si trasforma il soggetto. Spero così di mandarvi a mangiare e di auto mandare me stessa. Grazie a tutti per la giornata.